un'altra paginetta di questo bel libro, Il leone alato, per capire e soprattutto cosa sta succedendo con questi ragazzi. Forse qualcuno dovrebbe prendere posizione e cercare di capire chi ha voglia di vivere tranquillamente, magari anche un creativo, e chi invece ha voglia di distruggere tutto, e allora là bisogna prendere posizione, non c'è niente da fare. La lunga attesa. Sapeva benissimo di essere vulcanico, questo andava bene se non fosse che esserlo comportava anche essere tendenzialmente impaziente. Detestava perdere tempo. Fin da ragazzino doveva osservare, capire e poi fare. Questo era stato e sarebbe ancora stato il suo motore. Dunque doveva imparare ad aspettare Leon. Due erano le sue nuove priorità: presentare un piano aziendale di rilancio che passava attraverso degli investimenti e una novità. Mark aveva evidentemente capito che questo ragazzo aveva una marcia in più. Il fatto che fosse lui adesso a proporgli di incontrarsi ne era la prova. Mark si divertiva a testarlo, coinvolgendolo in alcune questioni tecniche, al solo scopo di saggiarlo. Finisco qui perché è un ospite veramente prezioso. Inizieremo a parlare di geopolitica con Roberto Domini, questo presidente veramente che mi fa veramente onore averlo ospite, presidente Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima, ammiraglio Roberto Domini. Buongiorno ammiraglio, grazie di essere intervenuto. Buongiorno signora Mirella, come mi sente? Bene, la sento bene, la vedo in forma, sono felice. Allora ammiraglio, quando è nata la sua passione quando è nata la sua passione per il mare e poi per la politica e la geopolitica, ammiraglio? Ho letto questo libro che è un grande ingegnere, è diventato un grande ingegnere, che fin da piccolo sapeva cosa gli interessava, voleva fabbricare aeroplani, sapeva fin da piccolo. Lei, ammiraglio, quando ha capito che c'era qualcosa che la portava verso il mare, verso la politica, a che età? Sentiamo l'ammiraglio. Sì, allora, io rispondo alla domanda. A Padova, sono cresciuto a Padova, poi la mia famiglia è mezzo sangue, nel senso che mio papà si è bloccato. Ammiraglio, si è bloccato. Allora sentiamo Rinaldo, visto che abbiamo già Rinaldo al telefono. Vai Rinaldo, che così mettiamo a posto il collegamento con l'ammiraglio. Rinaldo, dove sei? Tu stai bene al caffè? Sono qua Mirella. Ah, manco mai, pensavo che fossi bene al caffè. Vai Rinaldo. Ciao Mirella, mi dispiace che non posso vedere l'ammiraglio, intanto lo saluto. No, sono qua Mirella. Intanto voglio salutare l'ammiraglio. E poi si ha messo le cuffie. Non posso sentirlo, però dico ho fatto 26 mesi di marina. E ero a Taranto, pensati Marilani, nel 62, nel 1962, ecco, finalmente un marinero, perché i marinai già conta tanto ne aveva, perché già eravamo una bella flotta nei altri mondiali, va bene. E dopo ti dico, Mirella, innanzitutto ricordatevi che adesso c'è da fare... Adesso bisogna che vi ricordate di quello che fa Mirella. Rinaldo, aspetta un attimo. Bisogna, Rinaldo, ascolta Mirella, Rinaldo, ascolta Mirella, bisogna che te sbassi a te visione sempre, perché sennò non te mi senti e ti ripeti le stesse robe. Bisogna che te sbassi completamente a te visione e dopo parti, dai, sennò non si capisce. Ah, ti gara io ho sbagliato. E ti gara io. Ti gara io. E gara io sì. Non adesso fai. Bassia completamente e metti a bassa. Perché sempre sono fatalità ho sbagliato. Ascolta, intanto, dichiarazione di redditi adesso, ricordatevi il 5 per 1000, che vediamo cosa che fa Mirella col 5 per 1000 e voi altri riuscite a fare beneficenza a gratis, giorno per giorno, e Mirella e mi fa vedere dove che va a finire i soldini che era ancora. Io, dove sei milioni in mezzo, che ti vedi dove si va a finire. Va bene? Con questa occasione saluto Romano e sua mamma, va bene? E che auguro tanto bene, spero che riesca ad andare avanti
bene e ti abbia un momento del pace come chi se merita. Caro Romano, ti dà tanta gente che ti vuol bene, anche se non ti ne conosci. E dopo veniva Mirella, cara Mirella, quello che ti fa, ti sta un fianco in sulle scatole a tutti, perché ti dice la vita, dai la stetta, non ti ha paura di nessuno e quello che ti pensi ti ne dici. È logico che qualche uno ti voglia bene, ma ti è sempre Mirella, sei 20 anni, 30 che ti è sulla ebbrezza di quello che ti fa, vuol dire che qualcosa ti vale, se no ti si sparia. Io ricordo tanti nemici e tanto onore, a parte che ti non ti interessa, ti dai sparare, sparisce tutto, va bene Mirella? E dopo cosa succederia? Ringrazio i fiori che fate, che quando diciamo che mi risponde, fiori educati, i capisce che ha a che fare con i veci, qualche volta inseminì, e la pazienza di rispondere, sembrare che a quelli nella tua trasmissione. Per fare tante buone robe, Mirella, chissà che ti arrivi a fare quello che ti vuoi dire. E i giovani, ti dà fuori anche a te. Dico a cuore anche a mica Soreggio, ma i giovani, il mondo davanti, Mirella, si arrangia per forza. E il mondo non finisce con gli altri vecchi. I giovani andranno sempre avanti. I giovani sono il futuro, e il futuro sulle mani, i più intelligenti, come ti ho sempre detto. E da tutto. Grazie Rinaldo. Grazie caro Rinaldo, grazie veramente per quelle parole veramente belle che hai detto di Mirella, ma sai, il problema è che io ho una bella squadra che siete voi, questa grande famiglia. Allora vedo l'Ammiraglio che è tornato. Ammiraglio, mi sente? Sì, la sento bene, benissimo Mirella. Ecco, allora era caduto bene. Il collegamento, riprendiamo allora la passione dell'Ammiraglio. Prego Ammiraglio. Allora, io nasco a Padova e quindi cresco fino a 19 anni a Padova, poi il desiderio di avventura e di fare qualcosa di nuovo mi ha lanciato verso il mare e quindi la vita in accademia e tutto quello che ne è derivato. Poi sono stato fortunato, la mia vita è stata ricca di esperienze, ho vissuto 2 anni in Egitto, ho vissuto 1 anno in Gran Bretagna, 4 anni in Croazia, ho lavorato molto all'estero, ho fatto un giro del mondo quando ero molto giovane, quindi diciamo che ho avuto molte opportunità di confrontarmi con altre realtà, con altri stati, con altre culture, e questo mi ha portato ad avvicinarmi piano piano alla geopolitica. Poi dopo aver effettuato un master in Gran Bretagna quando avevo più o meno una quarantina d'anni, sono stato prescelto per diventare insegnante di strategia e di storia alla nostra scuola di guerra e quindi con l'occasione ho approfondito gli studi all'Università di Pisa sia di storia contemporanea che di relazioni internazionali all'Università di Firenze, per cui diciamo che gioco forza, sono rimasto sempre nel settore e continuo a rimanere, insomma, ecco. Allora, leggo subito quei documenti che lei mi ha mandato perché li trovo molto molto interessanti, specialmente scritti da chi sa cosa vuol dire geopolitica e questo centro studi e strategia marittima. Allora, sintesi quotidiana di geopolitica marittima globale, scenari geopolitici del 4 giugno 2026. Il 3 giugno 2026 ha consegnato agli analisti internazionali una giornata di straordinaria densità strategica. Il conflitto con l'Iran si è ulteriormente aggravato con attacchi diretti nel Golfo Persico, mentre in Europa le tensioni con la Russia restano strutturali e le potenze marittime ridisegnano gli equilibri di forza sugli oceani. La frammentazione dell'ordine internazionale accelera, sollecitando risposte urgenti da parte delle democrazie occidentali e, in particolare, dei paesi del Mediterraneo. Allora, Ammiraglio, cosa sta succedendo secondo lei? Questi grandi della terra, pochi, che hanno in mano il mondo, che se schiacciano un bottone saltiamo tutti per aria, queste navi nel Golfo di Hormuz schierate,
Cosa sta succedendo? E sì che ce n'è per tutti, loro ne hanno già, no tanto, tantissimo, questo invadere, questo diventare sempre più forti, perché? Perché alla fine poi passeranno, prima o dopo passeranno anche loro, non c'è niente da fare, devono capirlo questo, però a noi rimarranno le macerie, molti morti, e sono le popolazioni. Prego, ammiraglio. Io sono abbastanza realista nel giudicare gli eventi, quindi cerco sempre di capire le motivazioni, e in linea di massima le motivazioni sono sempre legate alle risorse, quindi le risorse sono, quindi l'economia, sono gli elementi che fanno muovere le scelte politiche di alcuni stati. Noi eravamo tutti quanti diciamo presi dalla speranza che il nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump, nel suo secondo mandato avrebbe cercato di raffreddare gli spiriti bellicisti statunitensi. Invece nel periodo, appena si è girato attorno e messo a posto un certo numero di situazioni, ha cominciato prima con i dazi, poi con l'attacco in Venezuela, dove è stato preso il presidente e portato negli Stati Uniti in catene, poi l'Iran, poi tutta una serie di possibili ulteriori approfondimenti di situazioni difficili, come potrebbe essere Cuba, ma non è solo questo, è sempre nella costante pericolosità di un conflitto come quello ucraino-russo, che vede la presenza degli ordigni nucleari e quindi un elemento che è dirompente, che non ci fa naturalmente dormire sonni tranquilli. Quindi è una situazione estremamente complicata. In più a queste complicazioni ci si mettono anche diciamo anche i piccoli stati, le piccole situazioni, le micro situazioni. Potremmo parlare della Moldova, che è divisa equamente ed è polarizzata tra due volontà, una filorussa e una filoeuropea. Il fatto che ci siano dei droni che passano i confini e che quindi creano tensioni nei paesi baltici piuttosto che in Romania, piuttosto che in Polonia. O dobbiamo pensare alle problematiche dei poli, quindi soprattutto del Polo Nord, dove c'è una corsa in questi tempi ad impossessarsi anche di terre, guarda caso la Groenlandia da parte degli Stati Uniti, ma si parla anche delle isole Svalbard, che sono diciamo un possedimento norvegese, ma da sempre storicamente i russi hanno sempre avuto un'attenzione economica a queste isole e hanno sempre avuto l'autorizzazione a operare in queste isole. E poi non parliamo dell'Asia, con tutte le sue problematiche che vanno dal Centro Asia al Caucaso, all'Asia sudorientale, a Taiwan, alla Corea del Nord. Veramente la mattina uno, quando si alza, si domanda: ma cosa è successo di nuovo ieri? E le risposte sono tantissime. Il nostro lavoro mattinale, che inizia a dire la verità la sera prima ma si conclude la mattina, è proprio questo: cercare di trovare un po' un filo che unisca tutte queste diverse realtà, cercando di dare un senso a quello che sta accadendo. Allora, leggiamo un altro passaggio, perché sono dei passaggi importanti che lei mi ha mandato per far capire anche a casa, ecco, a chi tocca con mano la realtà e sa anche spiegarla, perché in effetti, come dice lei, noi capiamo solo che ci sono tanti morti, ci sono tante guerre, c'è un conflitto solo per arricchirsi sempre di più, per veramente arrivare ad avere sempre più potere, più territori. Allora, nella notte del 3 giugno la risposta di Teheran è stata immediata. Droni e missili hanno colpito le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, con un drone iraniano che ha raggiunto il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale del Kuwait, provocando una vittima e costringendo la chiusura dello scalo. L'evento ha segnato il più grave episodio di scontro diretto dalla crisi
della crisi in corso. Ammiraglio, se cominciano anche a mandare i droni negli aeroporti, veramente vuol dire che siamo proprio in guerra? No, ma era già successo, solo che questa nuova retaliation iraniana nasce da un'azione statunitense, un bombardamento nei confronti di alcune basi dei Pasdaran in un'isola che si trova all'inizio dello stretto di Hormuz, quindi non è altro che una risposta iraniana a un attacco statunitense. Gli iraniani hanno ormai scelto come strategia, nel caso di attacco da parte statunitense, reagiscono o attaccando gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l'Arabia Saudita e il Bahrain, che sono i 4 paesi, manca il Qatar, sono i 5 paesi che sono davanti alle loro coste, o cercando di colpire le basi americane che sono all'interno della penisola arabica. E questo in qualche modo ha fatto buon gioco all'Iran, perché hanno ottenuto dei risultati importanti. Il primo, quello di spezzare una specie di alleanza tra questi paesi e gli Stati Uniti, perché di fatto gli Stati Uniti non sono stati in grado di difenderli dall'Iran, e quindi loro hanno cercato alternative. Per esempio l'Arabia Saudita si è alleata con il Pakistan, che, tanto per cambiare, è una potenza nucleare, e quindi la presenza dell'arma nucleare è sempre costante in queste cose. E lo stesso il Qatar ha una stretta relazione con la Turchia, che ha un ruolo importante all'interno del vicino Oriente, anche perché è un paese che non vede di buon occhio Israele e la politica israeliana nel sud del Libano, e soprattutto nei confronti degli altri paesi arabi, per non parlare poi della minoranza palestinese all'interno di Israele. Quindi le tensioni sono estremamente delicate, proprio perché connettono paesi ad altri. Il legame non è un legame mai unico, ma sono interlegati tutti quanti, e questo crea sicuramente un po' di tensione o pericoli di escalation molto rapidi. Poi Trump onestamente non aiuta, perché un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra. Addirittura qualche giorno fa ha lanciato 50 messaggi sui social uno dietro l'altro, e questo crea secondo me anche imbarazzo in chi poi deve tradurre queste volontà politiche in azioni diplomatiche o militari, insomma. Quindi non è semplice. Il punto fondamentale è che mi piace sottolineare, è che purtroppo la diplomazia non riesce a lavorare in un mondo così caotico, con presenza di politici non sempre pazienti e non sempre rispettosi del diritto internazionale. La diplomazia non riesce a fare il suo lavoro, quindi queste guerre non riescono a finire, perché quando si sta discutendo per mettere fine a una guerra c'è subito un nuovo fuoco che si accende, e quindi bisogna ricominciare da capo. In questo momento Iran e Stati Uniti stavano lavorando ad una tregua, e questi bombardamenti non hanno aiutato. La stessa cosa potremmo dire tra Russia e Ucraina, anche se lì, a dire la verità, non sembra esserci una gran volontà di trovare un accomodamento tra i due, le parti sono molto distanti. Però gli ultimi bombardamenti con i droni sulla città di San Pietroburgo probabilmente avranno creato anche tensioni molto elevate in Russia, anche perché il presidente della Federazione Russa è di San Pietroburgo, quindi sapere che la sua città è stata motivo di attacco da parte ucraina non credo che lo abbia reso felice. Quindi il problema è questo: non si riesce mai ad arrivare a una
diplomaticamente a una situazione diciamo di tregua, perché c'è sempre qualcuno che crea tensioni, che crea situazioni di rischio. Ammiraglio, qualcuno dice che l'Europa dovrebbe prendere più posizione, dovrebbe essere più determinata, ma mi sembra che non abbiamo un'Europa unita, abbiamo ogni Stato che va per conto suo, come gira il vento in quel momento. Lei come vede l'Europa in questo momento? E secondo lei c'è una diplomazia competente che può contrastare queste grandi della terra che non sentono, non vedono, ecco, non ne vogliono sapere neppure del diritto internazionale, eppure ci sono firme, trattati, e allora cosa facciamo? E chi è che ci salva? Se la diplomazia non conta più niente, perché vediamo che nessuno ha voglia di far pace, io vedo quello, ammiraglio. Io penso che addirittura tra Trump e Netanyahu ci sia un accordo, fingono di litigare, ma alla fine sono concordi nel continuare a bombardare e andare avanti anche in Libano. Prego. Ma allora, il problema europeo è un problema che non è nato oggi, è nato molti anni fa, ed è tutto sta nella mancanza di una politica estera comune a tutti gli Stati. Di fatto gli interessi degli Stati del Nord sono differenti dagli Stati meridionali, gli interessi degli Stati orientali sono diversi dagli Stati occidentali. Sempre sto parlando dell'Europa. Quindi gli interessi della Polonia non sono gli stessi della Spagna e della Francia, e non sono gli stessi dell'Italia. Quindi già questo è un punto di divisione. Il secondo punto è che in questo momento i 3 Stati baltici hanno 3 commissari che hanno un ruolo importante nella Commissione europea e hanno un ruolo decisamente superiore a quello che dovrebbero avere in funzione della loro grandezza come geografica e della loro popolazione, che è una popolazione ridotta. I 3 Stati baltici, per motivazioni comprensibili, hanno una durezza di atteggiamento nei confronti della Russia che non aiuta l'Europa a trovare una situazione di accomodamento del conflitto. Il conflitto non nasce nel 2002, come tutti quanti amano dire. Sì, diciamo che nel 2022, chiedo scusa, c'è l'intervento russo che entra all'interno dei confini ucraini, però il conflitto era già presente fin dal 2016, quindi c'era un fuoco latente che nessuno ha mai voluto spegnere. Questa è la realtà. E l'Europa è colpevole di questa incapacità di operare dal punto di vista diplomatico proprio e anche statuale per cercare di trovare una soluzione a quel problema. In quel momento gli Stati Uniti, anziché effettuare un'operazione di pace in Ucraina, erano bellicisti, cioè volevano a tutti i costi invece creare problemi alla Russia per motivazioni di natura strategica. Al momento attuale invece le cose si sono ribaltate. Con Trump gli Stati Uniti stanno facendo una politica teoricamente più pacificatrice del conflitto, e l'Europa, che all'inizio era quasi guardinga e cercava di trovare una soluzione probabilmente più accomodante, adesso si ritrova ad essere dalla parte a fianco dell'Ucraina, ma decisamente contro la Russia, e questo non l'aiuta in una potenziale pace che sarebbe necessaria vista la situazione e l'incrinamento di questa situazione. Quando Putin chiede trovate un politico che faccia da interlocutore e che possa portare un processo di pace, chiaramente manda un segnale che anche la Russia non ce la fa più,
Quindi è inevitabile, entrambi i paesi, sia l'Ucraina che la Russia, sono in grossa difficoltà, e quindi una trattativa di pace è secondo me indispensabile ad entrambi. Però entrambi non vogliono perdere e vorrebbero avere delle condizioni il più possibile in linea con le loro esigenze di sicurezza, che non sono opposte, ma sicuramente bisognerebbe discutere e trovare i punti di contatto. L'Europa, che dovrebbe fare da mediatore e avrebbe tutte le carte in regola, di fatto, avendo preso partito, avendo aiutato in maniera molto determinata l'Ucraina, questo ruolo non lo può più avere, e questo significa che se troveremo una pace la faranno solamente gli Stati Uniti, cioè saranno gli Stati Uniti, e se gli Stati Uniti non vorranno la pace si continuerà a combattere. Questo, proprio perché ci sono le armi nucleari, non è una soluzione che alla lunga porti risultati positivi. Quindi poi anche all'interno delle nostre comunità, ad esempio è uscito 2 giorni fa una statistica italiana che solo 1 su 7 italiani appoggiano il sostegno all'Ucraina. Quindi diciamo che gli europei non tutti sono d'accordo sulle politiche intraprese dalla Commissione europea, quindi questo crea ulteriormente disagio e comunque una mancata uniformità di intenti, no? Quindi l'Europa vive un momento complicato, complicato, e speriamo che ne esca, perché se andiamo avanti così non credo che porti bene, insomma. Ammiraglio, Massimo Cacciari, che di sicuro non è di destra, anzi, ha un po', protetto e salvato la nostra premier Giorgia Meloni, dicendo: ma ve la prendete con lei invece di prendervela con l'Europa. Ecco, anche perché in effetti, se uno ci pensa, non è mica facile prendere decisioni, allontanarsi dall'America, ecco, eliminare Trump. Noi siamo sempre stati alleati dell'America, ma soprattutto sono decisioni che riguardano anche l'economia. Non è così semplice dire faccio o non faccio. Lei sta cercando di navigare a vista, ma non è così semplice come si pensa, perché è facile criticare, ma governare è un'altra cosa. Secondo lei questa premier come sta navigando? Sta navigando a vista? Sta navigando in un oceano dove non sa neppure che rotta prendere? Come la vede lei, che se ne intende, Ammiraglio? Allora, io faccio solo e vorrei iniziare da un episodio storico accaduto prima della Prima Guerra Mondiale. Noi nel 1914, quando la guerra scoppiò, eravamo alleati con la Prussia, cioè con la Germania, e con l'Austria-Ungheria, quindi con gli imperi centrali. E tutto il nostro Stato, il nostro sistema economico, il nostro sistema militare e politico era orientato a questa alleanza. Nel momento in cui noi abbiamo deciso di lasciare l'alleanza con gli imperi centrali e di allearci con la Gran Bretagna e la Francia, questo ha comportato un crollo di un sistema, perché dovevamo ribaltare tutto e passare a una situazione che era completamente diversa, era a 180 gradi diversa rispetto a prima. Che cosa voglio dire con questo esempio storico? Che è difficile uscire da delle alleanze. Noi da molti anni ormai siamo nella NATO, siamo entrati nella NATO praticamente alla fine degli anni 40, siamo entrati nell'Europa più o meno nello stesso periodo, quindi noi siamo ancorati con queste realtà e quindi è difficile uscirne. Diverso è il rapporto che spesso noi viviamo con queste due realtà. Ci sono molte critiche anche da parte di Cacciari, ma non solo da parte sua, che definiscono l'Italia un po' suddita sia dell'Europa che degli Stati Uniti in ambito NATO.
e tutto sommato non mi sento di criticare queste valutazioni anche talvolta piuttosto forti. In effetti noi abbiamo sempre dovuto accettare certe decisioni, non sempre potendo esprimere liberamente e con franchezza quello che noi pensavamo. Faccio solo l'esempio, per esempio, della Libia. Cioè l'attacco alla Libia nel 2011 era contrario ai nostri interessi, non ci andava bene. In quel momento si è cercato di far capire che la cosa non era la soluzione migliore, nessuno ci ha ascoltato, tutti sono andati avanti e l'Italia, per esempio, da quell'evento è quella che ha perso più di tutti, perché non solo abbiamo perso il legame storico con la Libia e il petrolio della Libia, ma soprattutto l'evento della Libia ha dato l'opportunità alla Turchia di diventare il più importante paese del Mediterraneo e farla diventare da una normale potenza regionale una grande potenza. Oggi la Turchia è una potenza che costruisce in casa gli aerei di quinta generazione, ha portaerei, droni estremamente efficaci. È un paese di oltre 80 milioni di persone, legato con il Centro Asia, e quindi dipendiamo dalla Turchia sia per il gas che per il petrolio, e questo significa che noi siamo totalmente dipendenti. Ci ha tolto il nostro ruolo nei Balcani, ci ha tolto il nostro ruolo nel Corno d'Africa, ci ha tolto il nostro ruolo nella Libia. Quindi noi ci siamo trovati dopo un evento scellerato di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti ad aver perso tutto tutto ciò che avevamo conquistato a fatica con la Prima Repubblica. Questo è un altro degli esempi che ci fa capire come non si riesca sempre ad esprimere con forza le nostre idee, perché noi viviamo nel Mediterraneo, sappiamo le conseguenze di azioni che poi hanno effetto diretto su di noi. Quindi oggi parliamo quindi di Iran, parliamo di altre potenziali tensioni come quella ucraina, perché anche l'Ucraina, la guerra russo-ucraina ha avuto degli effetti devastanti su di noi, se non altro per quel che attiene il gas, che adesso noi prendiamo dagli Stati Uniti e non più dalla Russia. Ecco, non solo dagli Stati Uniti, lo prendiamo dall'Azerbaigian, dall'Angola, insomma abbiamo dall'Algeria, altre fonti di approvvigionamento. Allora, in tutto questo il governo deve cercare di svolgere un ruolo che deve tener conto delle esigenze, e le esigenze di un paese sono di natura economica, sono di natura legata proprio alle risorse, quindi le risorse sono fondamentali, e poi di natura sociale. Allora aspetti, ammiraglio, perché volevo leggere anche questo passaggio che lei ha scritto, che sono molto interessanti questi passaggi, perché io cerco di farli anche semplici, così a casa capiscono, e poi lei me li supporta con degli esempi molto importanti per quanto riguarda anche il nostro paese e il nostro governo. Allora, mentre l'operazione formale Project Friedman veniva accantonata, una strategia alternativa di basso profilo. Le navi civili navigano a ridosso delle coste dell'Oman, con transponder spenti, scortate discretamente da unità militari statunitensi. Decine di superpetroliere si sono radunate al di fuori del Golfo in attesa della riapertura del corridoio, scommettendo su una de-escalation imminente. La posta in gioco è circa il 20% delle forniture globali di petrolio. Infatti è quello che ha appena detto, l'economia sta veramente passando dei momenti terribili, il gas, prego il petrolio, prego ammiraglio. Sì, noi a dire la verità siamo meno dipendenti dal Golfo di quanto di altri paesi, però è inevitabile che il sistema, proprio perché vi dicevo prima, ci sono delle cerniere che uniscono tutte le varie realtà, che siano tecnologiche, economiche, militari, politiche, insomma c'è un legame per cui
la vera crisi del petrolio e del gas è per l'Asia, soprattutto per l'Asia, perché molto del petrolio che veniva dal questo famoso 20% si dirigeva soprattutto in Asia, in particolare il Giappone. Il Giappone, non a caso, il Giappone ha ripreso i rapporti con la Russia e adesso si rifornisce in Russia di petrolio e gas, perché non avendo più quello del Golfo Persico ha dovuto trovare un'alternativa. Noi avevamo il gas del Qatar che passava di là e che quindi in questo momento noi non ce l'abbiamo più. Abbiamo dovuto fare a meno era circa un 6%, 6,5% del nostro fabbisogno. Però inevitabilmente in una situazione come questa il risultato è stato un aumento dei prezzi, un aumento delle assicurazioni delle navi. Allora adesso il tentativo degli Stati Uniti di far comunque fuoriuscire dal Golfo Persico alcune navi, alcune unità, è fatto semplicemente non più in maniera roboante come facevano prima, che hanno visto non ha portato a nessun risultato, ma è come è un'accettazione di una specie di via più mediata con l'Iran, facci uscire un po' di navi, troviamo un accordo, tu quando faremo la tregua cerca di aprire questo collo di bottiglia in modo tale che il traffico riprenda. Però non sarà facile perché le navi sono tante, sono 20.000 marinai che sono rimasti all'interno del Golfo, quindi situazioni anche non facilmente gestibili così dall'oggi al domani, no? Anche perché l'attacco all'Iran è stato fatto improvvisamente senza avvisare nessuno, per cui tutto è stato conseguenziale e la situazione è degenerata fin da subito. Il tentativo Senta, è quello di volevo farle una domanda, Ammiraglio, perché poi dobbiamo andare in pubblicità, ma non è che non sia proprio l'atomica? Trump dice l'Iran non deve avere assolutamente l'atomica. Non è invece che Trump voglia l'Iran e poi se lo dividerà con Netanyahu? Perché che discorsi sono? Non voglio l'atomica. Perché fa così paura l'atomica dell'Iran, che ce l'hanno tantissimi paesi, ma soprattutto è proprio questo il vero motivo, oppure vuole impadronirsi di questo stato meraviglioso con delle risorse sotterranee incredibili e marittime? Allora, innanzitutto non è tanto Trump che non vuole la bomba atomica, la possibile bomba atomica iraniana, ma è Israele. Israele non la vuole per un semplice motivo, perché lui ce l'ha e fin tanto che lui sarà l'unico ad averla può imporre a tutti gli altri paesi della zona la sua politica, quindi la sua priorità. Questo è secondo me il vero motivo. Però manda avanti Trump a dire che è l'America che non vuole che l'Iran abbia la bomba atomica, si giocano. Allora, esisteva già una trattativa e un trattato, a dire la verità, già definito, per cui l'Iran aveva rinunciato a suo tempo all'arma nucleare e comunque sia il programma era sotto controllo molto attento, quindi questo programma, questo trattato fu proprio Trump a stracciarlo, quindi è stato un errore fatto appena aveva assunto l'incarico. Il trattato l'aveva gestito Obama e Trump lo ha subito stracciato non appena ha avuto la possibilità di farlo. Ecco, questo fu un errore, perché come sempre quando si parla di sicurezza bisogna parlare apertamente, cioè non è che se io impongo a un altro Stato determinate situazioni o volontà mie, lo metto in una condizione di insicurezza e questo non va mai bene per uno Stato. Cioè dobbiamo sempre metterci al tavolo e trovare
la giusta soluzione, pensando appunto alla sicurezza di tutti. La stessa cosa deve essere fatta tra russi e ucraini, cioè, ma non solo tra loro, cioè la sicurezza europea. Bisogna riaprire un dibattito ampio e considerare tutto il continente eurasiatico, soprattutto nell'area nord, quindi nell'area boreale, quella che è la vecchia OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Questa va rivitalizzata, gli va dato un ruolo proprio per trovare le condizioni per ricreare una sicurezza. Cioè, se noi non partiamo dalla sicurezza degli stati, non troveremo mai soluzioni, troveremo sempre tensioni e lotte e guerre e bombardamenti, e non arriveremo mai a nulla. Invece è necessario assolutamente pensare alla sicurezza, mettersi intorno al tavolo e dire: cosa hai bisogno? Io ho bisogno che tu non abbia l'arma nucleare, ok, allora tu in cambio mi dai qualche altra cosa. Cioè bisogna trovare una soluzione. Fin tanto che non si farà così, le situazioni degenereranno sempre. Bisognerà trovare questo mediatore prima o poi, perché come dice lei non è che possiamo andare all'infinito con queste guerre. Se pensiamo che ci sono più di 75 guerre nel mondo, pensate voi cosa sta succedendo. Adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. A tra poco, Ammiraglio. Abbiamo in linea Daniele da Vedelago. Ciao Daniele. Pronto, buongiorno in italiano e buondì in veneto. Mi ho una domanda da fare solo. Sono qua come mamma di 93 anni e siamo di ascoltare Sveglia Veneti. L'ha scritto Sveglia Veneti. Non so neanche ora un attimino parlare in veneto qua. Fa un appello a Stefani prima di Zaia. Zaia, dica a Stefani che se io ora parlare anche in veneto qua sulla trasmissione. Perché in veneto io fa nana cocò. Grazie mille, scusami, ciao. Ciao Daniele, salutiamo invece la mamma di Daniele, 92 anni, che è molto importante. Allora adesso vi farò felici, noi non contiamo mai niente ma siamo bravi, io l'ho sempre detto che siamo bravi e siamo dei creativi. Il modello italiano per la sicurezza subacquea consacrato a Singapore. Il modello italiano per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee guidato dalla Marina Militare tramite il Polo Nazionale della Subacquea ha ricevuto un riconoscimento internazionale formale. Il Ministero della Difesa di Singapore ha presentato il documento guide, un patto non vincolante che promuove la cooperazione multilaterale per la difesa di cavi digitali e oleodotti sul fondale marino in un'area geopoliticamente sensibile come l'Indo-Pacifico. No, siamo anche bravi però, Ammiraglio, ogni tanto veramente si ricordano che veramente questi geni di italiani, se veramente qualcuno li guidasse nella maniera giusta, forse saremmo dei grandi anche noi e parteciperemo a questi grandi tavoli bilaterali. Prego. Allora, siamo bravi due volte, Mirella, perché l'articolo lo ha scritto un socio del nostro club, del nostro gruppo, e una delle nostre ricerche, l'ultima ricerca che abbiamo pubblicato è uscita alla fine del 2005, è proprio su quello che viene chiamata la seabed warfare, la protezione dei cavi sottomarini e di tutte le realtà che sono immerse nel mondo marino, quindi anche i gasdotti, oleodotti, eccetera. Ed è stata una delle prime, se non la prima pubblicazione su questo tema, strutturata in una maniera scientifica e decisamente innovativa. Quindi è un tema che a noi ci sta molto a cuore e sono stato molto contento che a Singapore abbiano fatto riferimento alla nostra esperienza.
Ammiraglio, ma perché qui non ci premia mai nessuno e all'estero invece ci premiano sempre perché dicono che siamo bravissimi e geniali? Ecco, io vorrei capirlo. Ecco, se io non leggevo questa mattina, a casa non si sapeva niente di questo riconoscimento, che è un riconoscimento all'Italia, e questa è la creatività dell'Italia, la genialità. No, perché Ammiraglio veramente siamo bravi, dobbiamo anche dirlo, siamo bravi nel mondo. Dobbiamo essere, gli italiani sono un grande popolo. Allora, innanzitutto parlo di italiani. Prima sentivo il signore che io sono 50% veneto, 50% friulano, quindi sono del nord-est in maniera totale. Ho scelto di ritornare qui anziché fermarmi a Roma o da altre parti perché amavo moltissimo la mia terra e quindi sono molto legato. Sono un cultore della storia veneziana, sono uno forse tra quelli che più di tutti ha cercato di farla conoscere, soprattutto quella marittima veneziana, e quindi sono molto orgoglioso di questa mia origine. Però noi dobbiamo sempre cercare di pensare come italiani, cioè non dobbiamo mai restringere la nostra visione con tutti i difetti e i pregi. E tra questi difetti abbiamo il primo difetto è quello che ci diamo sempre addosso, che siamo un pochino maleducati, che dovremmo essere un pochino più educati, che dovremmo ragionare sempre in termini di unità piuttosto che di divisione. Allora io a breve farò una conferenza con l'amico Danilo Riponti a Venezia, alla Scuola Grande di San Rocco, parlando della battaglia di Lepanto, no? Dove faremo una cosa un po' anomala rispetto alla tradizionale visione della battaglia. Ed ecco i due punti fondamentali che volevo che metteremo in risalto. Primo, la qualità degli uomini, no? Cioè nel caso specifico di Lepanto, io chiaramente faccio riferimento soprattutto ai veneziani, visto che devo parlare a Venezia, gli uomini erano uomini di grandissimo valore, E questo è il primo punto. Il secondo punto, Lepanto è sempre stata vista da qualcuno piuttosto che da qualcun altro come qualcosa di non positivo, no? Invece è positivissima perché è la prima battaglia in cui tutti gli italiani combattono dalla stessa parte, cioè non esistono italiani che sono dall'altra parte, sono tutti insieme. Quindi ha un valore storico incredibile, cioè 1571 non esiste l'unità d'Italia, ma tutti gli italiani sono dalla stessa parte, tutti combattono nella Lega lanciata da Papa Pio V. Quindi questo è un valore, l'unità. L'unità è importante, noi non dobbiamo mai combatterci come abbiamo sempre fatto, no? Se gli italiani non avessero combattuto a Venezia, tutti gli altri staterelli italiani che hanno combattuto a Venezia invece avessero cercato di unificarsi tutti insieme, avremmo avuto uno Stato prima del tempo e quindi avremmo costruito probabilmente cose che non siamo riusciti a fare, e questo è un primo punto. Secondo punto, la valorizzazione degli individui. Noi abbiamo delle grandissime personalità. Stamattina casualmente guardavo, io sono un patito di Olivetti, ma come lui sono un patito di Mattei, sono un patito di questi grandi uomini che hanno fatto l'Italia, ce ne sono tantissimi altri, no? Come scienziati, uomini illustri che hanno dato tantissimo a questo paese. Ecco, noi dobbiamo far emergere queste persone, questi grandi uomini, e soprattutto tenerli in casa, non farli andare via. Ecco, noi abbiamo un dovere, non dobbiamo far preparare le persone, costruirle, crescerle e poi se ne vanno e fanno ricchi e danno positività agli altri, e noi ci ritroviamo invece magari con quelli meno bravi, e questo non va bene. È molto importante che noi ci coccoliamo i cervelli
e ci coccoliamo le persone, quelle che veramente invece le formiamo perché abbiamo le migliori università e poi invece questi ragazzi se ne vanno e diventano grandi nel mondo, fanno delle opere incredibili. Ma va bene anche, allora, tutti quanti devono fare una loro esperienza sì, ma dopo all'esterno, tornare perché però arricchisce, però poi bisogna tornare, quindi bisogna creare. Io ho sempre lanciato, la chiamavo la strategia dell'elastico, no? Che uno la fa anche con i propri figli, cioè i propri figli possono andarsene via di casa, però tu devi fare in modo di tenerli ancorati a te con un elastico, per cui più si allontanano, più sentono il bisogno di ritornare a respirare le radici. Ecco, le radici sono fondamentali, cioè noi non dobbiamo mai perdere di vista che quando andiamo lontano perdiamo anche le radici. Cioè, allora leggiamo altri due passaggi perché ormai il tempo sta terminando, ma io sono convinta che anche a casa... Se mi permette, non avevo risposto sulla Meloni, volevo concludere quel mio discorso che poi mi aveva portato un po' fuori strada. Allora, quindi la Meloni non può uscire dall'Europa, non può uscire dalla NATO, perché queste due scelte sono scelte molto pesanti che porterebbero dei grossi problemi e quindi vanno pensate, vanno gestite con molta attenzione. E ha goduto di un periodo positivo, ma adesso vive un periodo negativo. L'economia non è buona in questo momento, l'economia vive una situazione di precarietà, per cui il governo sta soffrendo, non ci sono dubbi. Non è che lei non abbia idea, è che in queste situazioni così complicate sono stati fatti degli errori secondo me nel governo. Quello più grave che non perdono a questo governo è la famosa meritocrazia, cioè questo governo ha sempre lanciato l'idea della meritocrazia, bene, poi non l'ha applicata, è un errore, cioè noi dobbiamo dare, e quindi ritorno al discorso delle teste, delle menti, delle grandi menti del nostro paese, cioè noi dobbiamo dare il merito alle persone che meritano, cioè noi non dobbiamo dare a una persona che non merita un incarico che poi non porterà a termine come dovrebbe, ma a termine male. Cioè noi dobbiamo sempre preservare il merito. Questa è l'unica colpa che io imputo un po' alla Meloni e al suo governo. Poi per il resto la gestione degli stati è molto complicata e la situazione internazionale è una situazione estremamente mai stabile, sempre fatta di tantissimi elementi che è un po' difficile anche seguire. Quindi molto chiaro, ammiraglio, molto chiaro, è stato chiarissimo. È possibile, ma è dura. Sì, però il problema è che non è solo la Meloni, ammiraglio, che non ha fatto e non ha dato la meritocrazia. Purtroppo ce ne sono stati altri, noi andiamo avanti così, abbiamo delle persone incompetenti su dei posti prestigiosissimi e capisce che questo paese non può sorreggersi con queste gambe che sono gambe traballanti, molto molto traballanti. Allora leggiamo: effetti sul Mediterraneo allargato. Il Caucaso guadagna maggiore centralità strategica. In Armenia le prossime elezioni rappresentano un cruciale referendum sulle scelte di politica estera con effetti sul Mediterraneo orientale. Parallelamente incrinature strategiche emergono tra Turchia e Azerbaigian a causa di divergenti interessi energetici e posizioni su Israele. Il Mar è influenzato dalla crisi politico-istituzionale in Moldova, che risulta polarizzata tra spinte filo-europee e filo-russe. Intervento USA a Cuba, devo leggere perché sennò poi non riesco e devo chiudere. Un intervento militare USA a Cuba appare tecnicamente fattibile, ma strategicamente improbabile e rischioso. Allora, perché è scritto così, ammiraglio? Cosa sta succedendo? Perché mi sembra che qua ci allarghiamo sempre di più, mando un drone, poi dico che è il nemico, ma intanto
ecco, questa paura arriva. Prego, ammiraglio, poi ci salutiamo. Cuba non ha riserve di petrolio, quindi la motivazione principe per intervenire è quella sempre di una ricchezza che Cuba non ha. Quindi questo già basterebbe diciamo, a farci dire che è difficile un intervento a Cuba, perché non c'è un ritorno di natura economica, c'è solo un ritorno di natura, chiamiamola politico-sociale, perché la minoranza cubana che viene negli Stati Uniti, che ha in questo momento il ministro degli esteri degli Stati Uniti come massimo rappresentante, ha un odio incredibile nei confronti diciamo, del governo cubano, e quindi da sempre sogna di riprendere il potere e di cacciare da Cuba quelli che a suo tempo avevano cacciato loro. Quindi è una vendetta da parte della comunità cubana, però le condizioni sono veramente difficili, ci vorrebbero molti uomini sul terreno, si parla addirittura di 100.000 uomini, e poi che succede? Una crisi a Cuba innescherebbe un'emigrazione verso gli Stati Uniti di milioni di persone, e Trump questo non lo può accettare, quindi si farà di tutto per metterla in difficoltà, creerà sanzioni su sanzioni, però alla fin fine non dovrebbe intervenire. Diverso invece è il caso, mi fa piacere, visto che noi in Veneto abbiamo molti armeni di origine armena, dei quali anche sono molto amico, quindi mi fa piacere parlare dell'Armenia. L'Armenia, che è un piccolo paese all'interno del Caucaso, vive una stagione di grande difficoltà, perché ha abbandonato la sua alleanza storica con la Russia per cercare di avvicinarsi a un'alleanza con gli occidentali. Però questo è un qualche cosa che dovremo vedere nei prossimi anni. Tutta la scelta, diciamo, di avvicinarsi all'Occidente nasce dalla rabbia per la sconfitta nell'ultimo scontro che ha avuto con l'Azerbaigian, che ha portato alla perdita del Nagorno-Karabakh, che era un'enclave all'interno dell'Azerbaigian, e il conseguente spostamento di circa 400.000 persone che hanno lasciato le loro terre per recarsi, per andare in Armenia, quindi abbandonare praticamente le loro case che erano lì da tantissimi anni. Comunque lei quindi... ci sta spiegando, ammiraglio, si sta aprendo anche un altro scenario, come avete sentito, sì. Vedremo cosa succederà. Però veramente io vorrei salutare e ringraziare perché Giuliano Varnier, presidente ANPI. Buongiorno Presidente, mi dispiace di questo collegamento così in ritardo, l'aspettavo in presenza, stamattina è saltato tutto, non so se ha sentito qualcosa, quello che ha detto l'ammiraglio Domini. Vuole aggiungere qualcosa, Presidente? Ho sentito qualcosa, sì. No, mi pare che ci sia una situazione mondiale spaventosa. Purtroppo abbiamo dei gruppi dirigenti da tutte le parti che non sanno altro che parlare di guerra, di armi, e non riescono a trovare degli accordi per superare questa situazione. Insomma, noi stiamo distruggendo il mondo praticamente, noi stiamo attraversando quella che Papa Francesco chiamava la guerra mondiale a pezzi. Purtroppo questa è la realtà che abbiamo di fronte. Sì, è stato un Papa che ha visto veramente lungo ed è vero quello che aveva detto. In effetti stiamo vedendo proprio questo, una guerra mondiale a pezzi. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto il professore in questo momento. Ecco, voglio dire soltanto che purtroppo ci sono ancora troppi dittatori nel giro del mondo. Ecco, basta vedere Kim Jong, quello del coreano, punto uno, anche quella dittatura comunista. Poi non ne parliamo di Cuba, perché anche lì a Cuba c'è una dittatura comunista anche là, e lo sappiamo. Sono praticamente paesi che praticamente sottomettono i propri cittadini
Ecco, allora se vogliamo saperlo, sta facendo morire di fame le favelas di Cuba. Non so se avete visto qualche filmato, eccetera. Io li ho visti. Ed è per questo che il signor Trump sta cercando di non forzare la mano, perché sarebbe troppo, ma almeno estirpare quei dittatori che praticamente sottomettevano i cittadini. Naturalmente, esempio classico, quello del Venezuela, ok? Il signor Maduro. Ecco, i dittatori non devono più esistere in giro per il mondo. Ecco, quindi datemi voi una risposta e attendo qua il vostro discorso. Grazie Maurizio. Allora Vernier, questo scrive l'ammiraglio su questi fogli che mi ha mandato questa mattina l'ammiraglio Roberto Domini, ecco, presidente di questa associazione geopolitica. L'Unione Europea fatica a esprimere un'autorevolezza unitaria nei futuri tavoli di pace, rischiando l'emarginazione. Al contrario, gli Stati Uniti rimodellano la propria postura. Se da un lato si riscopre teoricamente il realismo pragmatico dell'interesse nazionale rispetto all'idealismo, dall'altro la dottrina Trump consolida il potere concentrando la deterrenza contro la Cina e scaricando i costi sugli alleati, segnando una rottura con l'unilateralismo ideologico dei passati movimenti neoconservatori. Infine, fuori dai radar mediatici, le milizie jihadiste delle forze democratiche alleate destabilizzano la Repubblica Democratica del Congo, alimentandosi con i traffici minerari illeciti. Come commenta Vernier? Cosa vuole aggiungere? Poi se vuole dire qualcosa a Maurizio da Conselve. Prego Vernier. Ma sì, la situazione che descriveva il generale è sostanzialmente il quadro che abbiamo di fronte, ma il quadro purtroppo mi pare che quel signore parlasse di democrazie, ma non so se qualcuno pensa che quella di Israele o quella degli Stati Uniti oggi sia una democrazia. Vede, Churchill, c'è una frase che non viene mai citata di Churchill, diceva che la democrazia è quando sono in due a comandare, no? E uno è ammalato, e questa è la situazione purtroppo che abbiamo negli Stati Uniti d'America, cioè comanda uno e impone politiche che sono folli. Cuba si trova in questa situazione, probabilmente ci avranno anche delle responsabilità i gruppi dirigenti cubani, ma si trova in questa situazione anche perché c'è un blocco navale di fatto degli Stati Uniti che impedisce praticamente il commercio con Cuba. E questa è la realtà che abbiamo di fronte. Insomma, parlare solo del dittatore della Corea, che certamente è un dittatore, e non vedere ormai come ci sia una degenerazione delle democrazie nel mondo è estremamente pericoloso, perché poi con la scusa di salvare la democrazia, il rispetto delle regole democratiche, che poi iniziano le guerre, sono sempre gli Stati Uniti in quasi tutte le parti del mondo. Molto chiaro. Allora ammiraglio, ormai siamo in chiusura, come vuole commentare, come ci saluta? No, volevo solo dire che si fanno le guerre per portare la democrazia non è più di moda, ecco, non lo fa più nessuno, perché si sono resi conto che era una balla colossale e che quindi non è più il caso di ritornare con queste frasi che non hanno senso. Si fanno le guerre per altri motivi. Trump ha molti difetti, se non altro ha un pregio che non è ipocrita, quindi dice quello che pensa. Non pensa benissimo, però perlomeno dice quello che ha in testa. Riguardo a Cuba non mi pronuncio, perché oltre al blocco navale c'è da dire che Cuba ha sanzioni da una vita, e quindi il problema di Cuba è che praticamente non ha rapporti con l'esterno, quindi deve tutto fare al suo interno, e questo non è semplice, non è facile per nessuno. Quindi è chiaro che
quando un paese come gli Stati Uniti ti mettono la prua contro e ti obbligano in qualche modo a scendere a patti con te, diventa difficile insomma resistere. E poi e chiudo con questa mia ultima considerazione. Noi parliamo ancora di autocrati, parliamo ancora di democrazia. Allora, io sto lavorando da un po' di tempo su una riflessione che cercherò di spiegare nella maniera più semplice possibile. Allora, ci sono le democrazie oggigiorno sono delle realtà politiche dominate dall'economia e dalla finanza. Le autocrazie di massima sono delle realtà politiche che in qualche modo dominano la finanza. Lo si vede perché, per esempio, una autocrazia come quella degli Aliyev in Azerbaigian controlla la finanza, sebbene sia in buoni rapporti con gli Stati Uniti e con tutti gli altri paesi occidentali, però di fatto è un'autocrazia che controlla al suo interno la finanza e l'economia. Che cosa voglio dire? Che la politica oggigiorno nei paesi democratici è purtroppo asservita alla finanza. Il problema è che anche questo sta cambiando e, guarda caso, un Papa se ne è accorto e ha fatto un'enciclica sull'argomento, ed è quello dell'intelligenza artificiale, che non è altro che la tecnocrazia, quella che sempre Papa Francesco aveva spesso e volentieri citato. Cioè noi ci stiamo avvicinando ad una realtà in cui la tecnocrazia dominerà i paesi, gli stati, e quindi non saremo più visti come autocrazie, democrazie o comunque come paesi dominati dall'economia, ma probabilmente dei paesi dominati dalla tecnocrazia. E questo è il monito per tutti quanti i politici che devono, se vogliono essere democratici, devono assicurare al popolo una vera democrazia e quindi non di subire il ruolo o della finanza o dell'economia o della tecnocrazia, perché questo comporterebbe tutta una serie di problemi di natura sociale. Sì, però ammiraglio, per fare questo bisogna che abbiamo delle persone competenti e che la meritocrazia premi, se no non ne andremo fuori. Ecco, sono discorsi importanti, bisogna avere persone molto competenti e preparate per fare questo. Grazie veramente, grazie all'ammiraglio Roberto Domini, Presidente del Centro Studio di Geopolitica e Strategia Marittima, di essere stato con noi. La inviterò ancora perché trovo molto interessante leggere queste pagine che lei ha scritto di geopolitica, perché anche a casa dobbiamo capire. Penso che questa mattina abbiamo cercato di fare queste pillole, ecco, anche di geopolitica in maniera molto chiara. Grazie ammiraglio, veramente grazie. Presidente Vernier, il collegamento è saltato, purtroppo stamattina la inviterò più avanti. Come ci saluta? Cosa vuole dire? Con quale messaggio ci saluta? Ma mi pare che sostanzialmente le cose fondamentali le abbia dette l'ammiraglio. Noi ci si trova di fronte a una situazione estremamente complicata e difficile, dove dietro il paravento della liberazione dei popoli, della democrazia e così via, c'è in realtà il tentativo di avere la supremazia rispetto alle risorse naturali, al petrolio, al gas e così via, e questa è la situazione purtroppo drammatica che abbiamo di fronte, e a pagare sono i paesi più deboli, e tra i paesi più deboli io metterei anche il nostro paese, dove il nostro governo non sta facendo nulla per invertire la tendenza. Grazie, grazie anche a Giuliano Vernier, Presidente ANPI, poco ma essere stato con noi, grazie veramente. Pubblicità. Grazie a voi. Proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Presiano il signor Marco Della Pietra.
Ritorna ad indossare la fascia tricolore Marco Della Pietra, eletto per la terza volta sindaco di Spresiano, quel 3 che ha voluto disegnare con la bomboletta nel suo ufficio in municipio. Della Pietra ha chiuso con il 57,47% dei consensi davanti ad Andrea Dalla Villa con il 22,16% e a Maria Grazia Sossai con il 20,37%. Gli abbracci e ringraziamenti a chi lo ha appoggiato in questa terza campagna elettorale che ha visto a Spresiano il centrodestra spaccato con Fratelli d'Italia ad appoggiare il sindaco uscente, mentre Forza Italia e Lega a sostegno di Sossai. A chi gli fa notare che con un centrodestra unito il risultato sarebbe potuto essere più schiacciante, il primo cittadino replica così. A me non me ne frega niente dell'80%, non è quello. I numeri sono importanti quando si parla di bilanci, quando si parla di fondi, quando si parla di cose fatte, ma qui non siamo in democrazia, per cui bastava un voto in più addirittura. I festeggiamenti erano iniziati a metà pomeriggio. Della Pietra aveva atteso a casa lo spoglio per poi raggiungere la piazza del paese e festeggiare con i suoi concittadini e gli uomini e le donne della sua squadra. La squadra impareggiabile, una famiglia impareggiabile, dei supporters impareggiabili e dei cittadini impareggiabili. Credo che il risultato rispecchi l'impegno che c'è stato e che riconosca anche quello che abbiamo fatto in questi anni. Evviva! Un doppio brindisi per il riconfermato sindaco. È il regalo di compleanno per i suoi 50 anni. Direi proprio di sì, proprio il regalo più bello che potessero farmi. Che però ha aspettato a festeggiare perché voleva vedere come andava a finire. Beh sì, non sarebbe stato sicuramente... No, oddio, si poteva anche festeggiare in realtà con la mia famiglia, ho fatto qualcosina, però... Adesso è meglio, un bel regalo. Direi proprio di sì. Ed è con noi questa mattina Marco Della Pietra, per la terza volta sindaco di Spresiano, appena eletto, rieletto, perché vuol dire che ha seminato bene, perché per prendere i voti e per essere eletti veramente bisogna seminare bene. Ma saluto anche Adriano Perissinotto, parleremo anche con Adriano Perissinotto, agricoltore, perciò del maltempo, di quello che sta succedendo. Ecco, non se ne può più e noi vediamo veramente questo clima che è veramente cambiato. Ci sono i monsoni, ormai non sono più le piogge, ci sono i monsoni. Senta, sindaco Della Pietra, prima di tutto mi fa una cortesia di salutare la mamma di Daniele, che ha chiamato prima Davide Lago, più novantenne, che sta seguendo la trasmissione e che avrebbe piacere sentire parlare il dialetto veneto. Come saudemo a mamma di Daniele, più di 90 anni, che è a Nevarda, però che vuole sentire... Se mi saudi in dialetto, sindaco, dai. Intanto però bisogna che te mi dici come si chiama. Ma mi ha detto, sono qua come mamma di 92 anni, che vado a trasmissione e voglio sentire parlare dialetto. Vabbè, e ora saudemo stato zeta di 92 anni e intanto continua a guardarne, che adesso che se robe interessanti anche adesso. Comunque ciao. E anche per il Sinotto, dai, per il Sinotto, come saudemo sta mamma di 92 anni, sta nonna? Forza tutto punta verso i 100 e che dopo andrà in pensione. Ecco, punta verso i 100 intanto, che ancora te anni davanti e dopo mangeremo a torta. Allora, sindaco, quello che veramente mi preoccupa molto, ma molto, che non riusciamo a fermare quei pochi ragazzi che stanno alzando l'asticella in maniera incredibile, arrecando danni non solo alle cose, poi vedremo, ma anche alle persone. Non so, poi vedremo quello che è successo a Belluno, figlio dell'assessore al sociale, con un gruppo di ragazzi, perciò non seconda, terza generazione, ma nostri, che hanno veramente brutalmente aggredito questo uomo di 46 anni, egiziano, che poteva essere il loro padre, il loro nonno. Cosa sta succedendo, sindaco, secondo lei? Come mai la politica non riesce, e qui ci vuole il governo, voi da soli non potete fare, non c'è niente da fare, a battere un colpo forte e cercare di fermare prima che veramente si allarghi, perché si stanno allargando sempre di più, l'emulazione è una cosa grande, dare un segnale molto forte e dire basta con questi ragazzi, ragazzini, perché al massimo arrivano a 20 anni, pochi li superano. Prego sindaco, e complimenti per l'elezione ancora. Grazie mille Mirella. Allora, il discorso deve essere molto ampio, perché allora
Innanzitutto i minorenni non sono perseguibili se non adesso quando hanno 16 anni e questo è già una limitazione, quindi dovrebbero rispondere i genitori, cosa che molto spesso non avviene. Abbiamo un sistema che prevede la flagranza di reato e anche questo è molto difficile perché sapete nel momento in cui tu non riesci a cogliere chi sta perpetrando il reato nel momento in cui lo sta facendo, rischi anche di dover fare una cosa postuma che poi non ha più gli stessi valori, perché poi vengono fuori gli attenuanti, vengono fuori un casino di robe che non permettono di andare a colpire direttamente. Le istituzioni fanno il loro, ma fanno più prevenzione chiaramente che repressione, perché per la repressione ci sarebbero gli organi deputati che, attenzione, sento tante volte dire le forze dell'ordine in Italia sono sottodimensionate. Guardate che noi come Stato di una certa dimensione siamo ai primi posti come numero di agenti per 100.000 persone, mi pare siano circa 400 ogni 100.000 persone, per cui 4 ogni 1.000. Gli stati che ci precedono sono stati più piccoli che riescono a gestire in maniera differente, ecco, la mole di persone. E quindi non è neanche il fatto che ce ne siano pochi, il fatto è che molto spesso sono occupati in pratiche burocratiche a compilare carte invece di essere in giro per il territorio. E sapete, è vero che se passa i carabinieri e dopo uno subito da Drio può fare qualcosa, però è anche vero che fungono sicuramente da deterrente e hai una vigilanza diversa rispetto a quella che invece si è costretti ad avere adesso. Per cui ecco, secondo me le 3 cose fondamentali sono A, permettere alle forze dell'ordine di essere sul territorio, B, la certezza della pena, che forse era da mettere all'A, però anche questa è una cosa assolutamente corretta, che deve esserci, e se non paga il minore paga, ma paga davvero il genitore. E 3, sicuramente una politica e delle politiche di prevenzione che i comuni stanno mettendo in atto, ma che evidentemente non sono sufficienti a come dire, a lenire questa ferita. Ci tengo a dire che comunque, attenzione, è vero l'emulazione, è vero tutto, però sono sempre una minima parte rispetto ai bravi fioi. Abbiamo detto prima. Questa roba qua si tende sempre a ingigantirla, chissà quanti sono invece. Perché fa più male chiaramente quando uno fa casini rispetto a quando uno invece allora, è andiamo bravo. a vedere cosa è successo a Spresiano con questi atti di vandalismo. State a guardare perché è veramente incredibile cosa hanno fatto. Andiamo a vedere. Sono già stati identificati, quindi li abbiamo già, domani li inviteremo in comune, ma per me non c'è nessun problema, cioè non è che voglia punirli o fare... Pagano e chissà che lo capiscano così, perché altrimenti non lo capiscono, e se non pagano loro pagheranno i genitori, insomma qualcuno che ha paio di euro da mettere, che non sono un paio di euro perché costano molto queste giostre qua. Non sono neanche tutti residenti di Spresiano, ma sono persone anche già note, quindi tranquilli che li abbiamo già beccati. Ai responsabili è andata male, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni movimento e hanno permesso di identificarli nel giro di poche ore. Ad agire è stata una baby gang composta da 4 o 5 ragazzi. Nel mirino dei vandali è finita la giostra del parco vicino alle poste in via Bragadin, il castello con scivolo, punto di ritrovo per decine di bambini, danneggiato da un incendio doloso e imbrattato con scritte. Come se non bastasse, durante la loro permanenza nel parco i giovani si sono persino tagliati i capelli per gioco, lasciando sul posto ulteriori elementi utili alle indagini. Mi hanno detto che si sono tagliati i capelli, mi hanno detto che li hanno visti tagliarsi i capelli, cioè questi si tagliano i capelli e il giorno dopo i bambini vengono a giocare. Un gesto che ha lasciato rabbia e amarezza tra i residenti di Spresiano. Si fa rabbia perché comunque non sono cose di proprietà, perché uno con le cose sue, se vuole anche distruggerle appena comprate, lo fa. Noi abbiamo appena sistemato i parchi, abbiamo speso 150.000 euro tra appunto sistemazione e installazione di nuovi giochi. Vederseli trattati così. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, la giostra resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Tra le scritte comparse sulla giostra vandalizzata ce n'è una quasi evocativa che non passa inosservata. Le ferite più grandi non me le sono fatte cadendo, ma abbracciando le persone sbagliate. Adriano Perissinotto, agricoltore, tu cosa diresti a questi genitori, ecco, alle forze dell'ordine che veramente non sanno neppure anche loro come gestire, perché guai se li toccano, guai.
Cosa facciamo? Ecco, cosa diresti tu? Allora, i ragazzi fanno queste cose per noia, perché non hanno niente da fare. Bisognerebbe trovare qualcosa da fargli fare, ma con le mani, che capiscano la fatica e il dover sopportare il caldo, il sudore. Adesso hanno tutti il cellulare, si annoiano, danno fuoco, pestano un anziano. E la famiglia dietro cosa dice? Il papà, la mamma. Io non avevo paura delle conseguenze dei carabinieri, io avevo paura delle conseguenze dei miei genitori. No, nessuno si passava per la testa di rispondere all'insegnante o di rispondere al prete o meglio ancora alla suora. Adesso c'è indifferenza, adesso c'è tutto è passabile, tutto tollerabile, guaia, mio figlio no. E chi era? Il sosia di tuo figlio? Io non Sindaco, so... come commentiamo le parole di Perissinotto? La noia bisogna combatterla col lavoro, col sudore, ci sto a fare fatica, c'è anche questa associazione, ma vedo una volta all'anno, dosso e la vedremo, cioè bisogna fare fatica tutti i giorni, no? 2 volte all'anno, prego. Ma vedete, un sistema che prevede che anche d'estate un ragazzino che non abbia compiuto 16 anni non può fare un lavoro, capite bene che c'è qualcosa che non quadra. Io mi ricordo che quando ero giovane io, sicuramente qualche anno di differenza ce l'abbiamo, quindi quando eri giovane tu ancora di più, te finivi a scuola e non dico il giorno dopo, forse il giorno prima te sei risaldi a fare qualcosa, vuoi cameriere piuttosto che chi aveva un lavoro sui campi aiutava i genitori. Meccanico, tante robe. Sì, ma ragazzi, era normalissimo all'epoca che quando si usciva dalla scuola media c'era chi non aveva voglia di andare avanti con la scuola e andava a lavorare a 14 anni, quindi voglio dire, oggi già questo non si può più fare nemmeno nella pausa estiva, no? Quindi è difficile trovare una maniera perché ragazzi molto spesso sono ragazzini di quegli anni lì, hanno 15, 16, 17 anni. Lei, siccome non è la prima volta, quando lei li incontra, cosa vede? Di cosa dicono questi? Parlano, non parlano? Vede questa aria che hanno un po' menefreghista, tanto intanto l'ho fatto e sono diventato qualcuno e mi hanno visto, dopo tutto il resto chi se ne frega? Allora, io devo essere sincero, con i ragazzini del paese non ho un brutto rapporto, nel senso che riusciamo a relazionarsi, si riesce anche a parlare. Ci sono degli episodi che trascendono quello che è il limite, perché nessuno dice che uno non possa andare in un parco a fare 2 parole anche quando il parco è chiuso, perché diciamoci le cose come sono, anche noi quando eravamo giovani, anche qua a Morosetta, te stavi in caffè in mezzanotte a pomiciare sul parco, ma non rompevi le scatole a nessuno, non disturbavi nessuno, tutt'al più appunto entravi in un parco pubblico che non era accessibile dopo le 22:30, viva Dio, l'abbiamo fatto tutti. Ma come la birra, uno va a beversi una birra su una panchina, seduto su una panchina, poi però la birra la prendi o ti porti a casa la lattina o la butti nel cestino. Cioè le cose se van fatte, se sono fatte nei limiti, vengono accettate da tutti. Oggi ci sono degli episodi che trascendono questo limite. Tu non puoi bruciare una giostrina perché mi incazzo e dopo non puoi neanche pretendere che il sindaco ti dice vabbè dai, sei una bravata. Tu la giostrina non la devi toccare, la devi trattare. Già il fatto che tu ti sieda su una giostrina per i bambini piccoli non è corretto che te lo fassi, ma siccome può starci, perché può starci, almeno abbi rispetto di quella giostrina, abbi rispetto dei bambini che ci devono andare il giorno dopo e abbi rispetto soprattutto delle persone che abitano contigue alla giostrina e che magari col tuo vociare anche a toni vengono svegliati e non va bene. Poi attenzione perché davvero a fianco a quella giostrina lì, a poco più di un paio di metri, c'è una siepe e dopo la siepe ci sono delle abitazioni. Metti caso che succeda qualcosa, che la giostra prende fuoco la siepe, cioè si rischia davvero molto di più rispetto al semplice, per quanto grave, assolutamente grave, danneggiamento di una giostra che pagheranno. Però quello che volevo capire, quando li ha di fronte, come vede questi ragazzi? Parlano, come dicevo prima, non parlano? Lei ne ha già incontrato, e non è la prima volta, non solo le giostrine, ma è già successo? Ma allora, sono successi dei casi sporadici effettivamente in cui mi sono trovato di fronte a dei ragazzi, ma quando li trovi sono... allora, intanto
c'è una bella differenza tra incontrarli tutti assieme e incontrarli singolarmente, perché quando li incontri tutti assieme si fanno forza, no? Sono un po' più così, un po' più arrogantelli. Invece quando li incontri singolarmente, magari con i genitori, allora lì la cosa cambia, perché è vero che ci sono tanti genitori, come giustamente diceva prima per il Sinotto, che difendono i figli a oltranza. Ah, me fiol, no, me fiol. Invece ci sono altri che proprio non sanno che questi figli hanno una vita, no, parallela. Perché è vero che uno dice, beh, ma se tuo figlio è in giro fino alle 3 di notte a 16-17 anni, qualcosa che non vada c'è. Però è anche vero che se queste cose succedono, come è successo in sto caso qua, alle 9:15, 9:30 di sera, uno dice, vabbè, è fuori con gli amici. Cioè, ci sono anche genitori che davvero non lo sanno, però tu dici, beh, ma daranno un'educazione a questi genitori qua, tutto quello che volete, però guardate che adesso tantissimi genitori, e non è una giustificazione, non lo vuole essere, gli fa fatica a stare dietro ai fioi, perché se lavorare, perché se no non mangia, ragazzi. Una volta, con uno stipendio a casa, riuscivi a gestire tutto. Adesso te compravi a casa, adesso con 2 stipendi non ti riesci neanche a fare il mutuo, tronfiare. Sì, voglio dire, sono cambiati completamente i tempi. Questa non è una giustificazione, assolutamente no, però è una sorta di piccola difesa nei confronti di alcuni genitori che davvero dicevano, ma me fiol, gli dice no, non è possibile perché non posso crederci, e poi invece viene fuori. E allora quei genitori là, quando lo scoprono, diventano quelli che diceva prima per il Sinotto, chi sei quei che ti ad aver paura più dei genitori che no. Però il danno è stato fatto. E il danno poi viene ripagato. A me, guarda, sto giro qua non transigo, sto giro qua lo ripagano. Adesso vediamo, perché appunto stiamo meditando se denunciare anche, perché appunto non sono solamente residenti nel comune. Ultima generazione, seconda, terza, sono anche nostri, perché dice così adesso si dice. Quindi non è assolutamente Veneti. Un po' tutto. Adesso non so dirvi con precisione, però no. Allora stamattina adesso abbiamo sentito anche il comandante di Carabinieri, appunto per vedere se fare la denuncia, proprio per riuscire magari a dare il DASPO a chi non è del paese. Però insomma vediamo, perché poi voglio parlarci, quindi adesso stamattina stanno facendo tutto quello che c'è da fare e li incontrerò nei prossimi giorni, ma più che altro perché devono pagare la giostra, quindi. Mamma mia, il problema è che il DASPO, sì, ma non so se funziona sto DASPO. Io li farei come dice, ma perché non possiamo metterli a lavorare sti ragazzi, che abbiamo bisogno di lavoro, eh? Anche voi nei comuni avete necessità di pulire, di tenere in ordine. Pulire le scuole, ma ricoordinati da chi di dovere. Tagliare l'erba con la macchinetta. DASPO, che tanto non lo faccio là, vado a farlo da un'altra parte. Allora, ci sta, l'obiezione è corretta, però guardate, a me lo dicevano con gli immigrati. Mi dicevano, beh, ma Marco, perché quando arrivano non ti metti a tagliare l'erba drio e strade? Ci vuole il corso. A parte quello, se taglia un piede, hai finito di vivere. Sì. Cioè tu sai che questa è vita naturale durante da tenere. Quando arrivavano i pullman, io mi ricordo 10 anni fa, vi ricordate? No, che arrivavano davvero, te li scaricavano in piazza e te dovevi gestire in qualche maniera. Cioè vi dico, non è proprio così automatico, perché dopo che c'è una serie di rotture di scatole, quindi vanno fatti dei progetti studiati, ma che siano assolutamente a prova di bomba, perché comunque un sindaco e un comune sai ha un casino di responsabilità, manca solo che ci sia la responsabilità anche per queste cose qua e dopo te si è finito. Vede però, sindaco, che è sottoscritta con altre associazioni di volontariato molto preparate e brave. Abbiamo portato un progetto ancora prima che uscissero sta famosa Maranza, perché avevamo già sentito, siccome li viviamo. Con lo sport anche voi avete fatto, no? Il pugilato. No. Avevamo presentato un progetto perché avevamo capito che qualcuno stava alzando l'asticella. Allora abbiamo detto, prima che diventino di più, presentiamo questo progetto, che si andavano a prendere questi ragazzi e si portavano via. Eravamo pronti, eravamo già arrivati qua, lo dico tutte le mattine, bastava solo fare il prossimo passaggio. Tutto pronto, qualcuno non ha avuto il coraggio di partire, non se l'è sentita di partire con questo progetto all'ultimo momento. La paura
di prendere posizione. Ecco qua la fregatura che abbiamo. Qualcuno non ha il coraggio di prendere posizione. Perché? Ma se abbiamo preparato tutti assieme, e posso assicurarle che c'erano dentro tutti, l'ultimo secondo già preparato, i posti, tutto per la partenza, ciao. Allora passano progetti che non hanno portato a niente, anzi aumentati, e i nostri progetti validi, nonché anche uno sullo sport dove si andavano a prendere. Mi ricordo che te me lo dicevi. Li portavamo a scuola, li andavamo a prendere, li portavamo a fare sport, si riaccompagnavano a scuola, i genitori andavano a prendere o delegavano qualcuno ad andarli a prendere a scuola. Neanche quello partito. Ma allora vogliamo dire, ci stanno prendendo in giro o c'è qualcuno che va bene questo sistema per il Sinotto? Perché allora non si spiega. No, addirittura avevamo trovato gli sponsor, perciò non costava niente. La paura di partire. Non se la sono sentita, ma se abbiamo fatto tutte le riunioni, abbiamo impiegato mesi. All'ultimo momento qualcuno si ritira, non ho capito chi perché non ce l'hanno detto, hanno detto purtroppo non si può più partire, quando era pronto tutto. Bruna da Verona, vai Bruna! Allora ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Guarda, io chiamo la provincia di Verona ma sono di San Bonifacio. Vi voglio dire una cosa, e sono per aiutare la gente se è possibile, però a questo punto dove siamo arrivati, in queste situazioni che siamo, quello che è successo giù a Palermo, a Napoli, non so, che hanno bruciato, a me non mi interessa bianchi, rossi o neri o gialli, italiani o extracomunitari, che hanno bruciato quei ragazzi nel polmino. Sai cosa si mettono a posto le cose, un bel momento a dove siamo arrivati in Italia adesso, cosa bisogna fare per me, benché sono cattolica e una credente, bisogna farli fare la stessa fine. Una volta, la seconda la fanno, la terza guarda che non la fanno più. Bisogna prendere queste posizioni, perché non c'è più niente, non c'è più neanche rispetto dell'umanità. Lo dico ai miei sindaci che sono qua vicino da San Bonifacio. È ora di smetterla. Anche a tutti questi ragazzi che fanno tutte queste cose. Ci deve essere qualcosa di duro per andare avanti. Ma finché andiamo avanti così non succede niente. Andremo sempre peggio. Bisogna essere duri. Una linea dura, linea severa. Castigare come si deve. Quelli lì che hanno bruciato, quelli vivi lì, pensa cosa possono aver provato quelle persone lì, e io li lascio vivere quei altri due che l'hanno fatto e li mantengo in prigione? No signori, no. Questo non va bene, è per questo che andiamo male così, perché guarda che io sono vecchia, ho avuto esperienza, sono stata anche in tempo di guerra e ho avuto l'esperienza. Se non si prende una posizione dura non finisce più. Grazie mille Mirella di avermi ascoltato, saluto i tuoi ospiti, buona giornata. Ci mancherebbe, grazie a te Bruna, hai fatto le tue riflessioni, ognuno a casa farà le proprie. Adesso andiamo a Belluno a vedere cosa hanno fatto questi ragazzi, che poteva essere il loro padre, il loro nonno, 46 anni. Ecco, solo per caso l'hanno incontrato, andiamo a vedere. Non arrivano da contesti degradati, non sono volti già noti alle forze dell'ordine, non sono ragazzi cresciuti ai margini. Le nuove informazioni sull'aggressione avvenuta nel centro di Belluno raccontano invece una realtà diversa e per certi versi ancora più difficile da comprendere. I 6 giovani individuati dagli investigatori sono tutti bellunesi, cresciuti in famiglie conosciute e inserite nel tessuto sociale del territorio. Tra loro anche Luca, il figlio 19enne dell'assessore ai servizi sociali del capoluogo Marco Dal Ponte. Una vicenda che scuote la città non solo per la brutalità del pestaggio ai danni di un cittadino egiziano, 46 anni, che solo per un caso non ha riportato lesioni gravi, ma anche per il profilo dei presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in superiorità numerica contro un uomo solo. Un'aggressione ripresa con un telefono cellulare, poi fatta circolare attraverso le chat, trasformando la violenza in uno spettacolo da condividere. Sono immagini terribili che non avrei mai voluto vedere. Immagini che non fanno piacere a nessuno vedere
immagini, soprattutto quando ci sono il coinvolgimento di giovani. Le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo alla ricostruzione dei fatti. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 17 e i 20 anni. Per tutti vale naturalmente la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ma sul piano amministrativo il questore della Rocca ha già annunciato il daspo urbano, mentre il procedimento giudiziario seguirà percorsi differenti per maggiorenni e minorenni. Molteplici gli interrogativi, specie oggi che l'identità del branco, al di là dei nomi e dei cognomi, è nota. Dov'è che si è smarrito il senso del limite? Queste cose credo non siano prevedibili e sono i 6 di questi ragazzi che ne vanno a toccare tutta una serie di famiglie, non focalizzerei una persona soltanto. La situazione sicuramente è di attenzione. La città comunque, posso dire, è una città sicura. Come amministrazione comunque abbiamo in atto tra tavoli e progetti più di una ventina di progetti che vanno a toccare queste tematiche e l'ultima è molto efficace. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo fare in sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Ma la città, che ora attende le risposte della magistratura, è chiamata anche a riflettere su un disagio che non arriva necessariamente da lontano, perché questa volta il branco, secondo gli accertamenti, aveva il volto di casa. I processi si fanno in tribunale, non è che si facciano sui giornali o sui social. Da lì trarremo poi delle conclusioni. Sicuramente l'assessore è molto provato. Allora, cosa dici per il Sinotto, ecco, dopo aver visto questa follia, altro che arancia meccanica? L'assessore che deve parlare a suo figlio a casa, spero che gli parli a casa, gli spieghi dove ha sbagliato. Ma non che gli spieghi prendendogli il cellulare una settimana o 2 settimane, perché quella cosa là è inaccettabile, che sia minorenne, che sia maggiorenne, o che sia un politico, o che sia anche il patriarca di Venezia. Lui che scusante può avere con la società? Dove ho sbagliato, posso rimediare, mi dimetto, ma dimettendosi non risolve il problema. Quindi il problema deve essere affrontato. Arrivare alla soluzione della signora che ha detto prima, io metterei la firma, perché sono stato derubato del portafoglio sulla metropolitana a Roma al Giubileo. Gli ho detto ai carabinieri che ho fatto la denuncia, se gli tagliamo una mano oggi, una mano domani, qualche turista va a casa con il portafoglio, giusto? Per qua in Italia nessuno si prende la responsabilità, nessuno mette una firma, nessuno condanne, niente. Ti vengono a rubare a casa, guaia se tua moglie ha dato la cera perché se scivolano, pettono e urtano la testa, gli devi pagare anche i danni e mantenere anche i figli. Non lo so. Non sai che sei detto, si parliamo anche al dietro, come che piace a nostra nonna che ha chiamato per ringraziarvi degli auguri. Te sei capitata, arrangiate, è problema tuo, no mio? Cioè, mi viene sto sospetto, Te sei capitata, arrangiate adesso, che problemi sei che te arrangi? E devo fare i comitati di quartiere, il controllo del vicinato, paghiamo le tasse, dobbiamo fare anche il controllo del vicinato. Avevamo i militari sui caserme, ma non si può impiegarli perché non si può fare ronde da giorno, da notte, cosa che si fa così, il problema, dobbiamo un attimo a fare ronde, Diceva a Nadia da Silea che li vede più di 50-60 che fa il giro di Aristera e fa i famosi allenamenti. Però con la pila non puoi fare niente. Cosa serve? Devi solamente... Non serve più a fare ronde con i camionetti, andare in giro, per la città, di giorno, di sera, cioè paghiamo sta gente, non sei che sia gratis, mi pare che paghiamo e soprattutto non sei che si sprovvedui anche a gestirsi. Noi altri no, ma io sì. Tanto è vero che dopo va o carabinieri o poliziotti quasi tutti, o una buona parte. Sindaco, non sarebbe ora invece di farvi sentire, visto che voi altri siete tanti, perché se raduniamo tutti i sindaci in Italia, delle città, dei paesi, cioè che ne viene fuori un bel numero. 8.000. Perché in politica i numeri fa paura. Abbiamo visto gli agricoltori, a proposito, quando chi ha detto adesso scendiamo nelle strade con i trattori, gli ha fatto marcia indietro, gli ha detto no, fermi là, che rivedemmo un attimo quello che avevamo deciso di fare. Non sai che fa poco rumore voi altri sindaci, vi riunite e spiegate, però ascolta, non mi pare che sei così ascoltai. Eppure che avevi gli eserciti, che sei i cittadini che vengono a votare, o sbaglio, sindaco?
Sì, il punto è che non è che un sindaco possa muoversi in autonomia sebbene collegato ad altri sindaci, cioè è evidente che il problema c'è ed è evidente che siamo noi la prima interfaccia col cittadino, no? Quindi il cittadino domanda al sindaco se c'è bisogno. Il problema è che siamo anche noi presi nella morsa di quelle che sono tutte le normative e tutto quello che va a Dio, e cosa fa? Tu sì, ok, fai un bel casino, alzi la voce e dopo alla fine cosa rischi di ottenere? Nulla. Noi dobbiamo lottare nelle sedi opportune. Far cacciara serve, dà un segno, però alla fine spesso svanisce. Io credo che qui serva un... Allora, tu parlavi del controllo del vicinato. Il controllo del vicinato è una cosa naturale, ma il controllo del vicinato non è ronde è un'altra roba. Il controllo del vicinato, io a dire una volta, io mi ricordo andava via di casa che c'era il vicino che appena che succedeva te chiamava o te diceva guarda che ho visto, no? Oggi tutti siamo relegati nel nostro... e anzi, addirittura, la butto ancora più in là, se va a ciavarghe al tuo vicino, non dico che ti si contento, ma quasi. C'è qualcuno che si aggazzappa. Se merite. Vero o no? Sì. Vero o no? Cioè c'è proprio una... No, ma parliamo, no, questa è un'altra roba, ma parliamo però, di sicurezza. Ma la quando sicurezza, il cittadino esce di casa, quando il cittadino ormai non è più sicuro perché ha paura del gruppetto dei ragazzini, perché abbiamo visto al di sopra di ogni sospetto, perché che c'è quello che ti truffa, perché che c'è quello che ti butta, che ti punta a pistola, che ti dà... Cioè, ma sto cittadino cosa ha da fare ora alla fine? Ora voi altri non potete fare niente, il cittadino non può fare niente, andiamo avanti così, madame la marchesa, poi nessuno può fare niente. Mirella da Riese più decimo, vai Mirella! Ciao Mirella e buongiorno ai ospiti. Guarda, io qua abito con tutti gli stranieri, ormai sono abituata, non fanno niente, vanno a lavorare, che mia. Però, guarda, ho visto per televisione un cimitero che hanno bruciato i fiori sintetici sui loculi, tutto nero che veniva giù, e la croce distrutta che era in piedi per terra. La statua che porta via una statua intera, cioè non so. A Montebelluna? Non so, quando che veramente qualcuno deciderà a muoversi chi di dovere, perché paghiamo a questa gente, non sei che sia gratis. Non posso andare in cimitero, non si può andare di là, gente di un certo modo da vivere. Come vivono certa gente non lo so, in che maniera, e vanno a rubare di notte, e menano le persone anziane, sangue di qua, fatto male di là, poveretti, non gli lasciano neanche dormire di notte. E cosa fanno loro di notte che vanno a rubare? Ma non so di notte, anche di giorno ormai. Grazie Mirella. Sindaco, come commentiamo? Comunque, aveva ragione la signora di prima, cioè la parte repressiva è fondamentale. Allora adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, no? Ma visto che ha parlato di stranieri, parliamo degli stranieri, perché poi dicono i reati in Italia sono per poco meno della metà commessi a stranieri, gli altri invece non strani, quindi dice scusa, non siamo là. Sì, il problema è che gli stranieri sono un 10% della popolazione, per cui il 10% fa il 40% dei reati e che altro 90% che ne fa il 60%, quindi bisogna dire anche a sta roba qua, perché molto spesso si tende ad essere un po' troppo buonisti, no? Anche. Allora dico, bene, guardiamo come si comportano negli altri paesi, che magari non sono democratici come l'Italia, però guarda che uno delinque più facilmente in Italia che magari nel suo paese di origine, perché nel suo paese di origine, come diceva prima, a mai gattaglia davvero. Sì. E allora io non voglio essere quello che è a favore della legge del taglione, per l'amor di Dio, però magari a sciafonera o un metodo anche un po' più nei casi più importanti, è chiaro che se uno ruba la caramella al supermercato non può essere trattato come quello che entra da una famiglia, fa una rapina e picchia anche la gente, cioè ci vuole, però almeno se che c'è una pena da scontare e se che c'è una punizione, viva Dio che venga scontata, che venga fatta. Se solo quello, guardate che avevamo la possibilità, però poi la raccontata e siamo andati a votare per un referendum che ce l'hanno raccontata come hanno voluto. Era l'inizio di un cambio, alla fine del cambiare non ne frega niente a nessuno. Attenzione, guarda che questi qua quando vengono presi il giorno dopo si fora, perché avevamo tutte, no, ma che c'è anche tutta una serie e non farmi fare i nomi perché li sai meglio di me, di associazioni, di cose, poretti, e no, bisogna, ragazzi, il giorno dopo ce li hai fuori, è capitato a me a Spresiano,
uno che ha buttato un corteo su un giardino, era di occorre lo becca de notte, i residenti, che se glielo lasciavamo là, lo pestava fuori dai maniere, se arriva i carabinieri, carica su, a notte stessa se lo sa fuori. E allora vedete, cioè, se è vero quello che ti dici te, il cittadino, il sindaco, però se il sistema non cambia e non cambia dall'alto, cosa ha voluto fare? Cosa vuoi fare? Coparli? Perché alla fine, prima o dopo, arriveremo a una guerriglia. Ci sono ragazzini che girano coi taser, ma chi è che gli vende? Perché sarà anche qualche che gli vende chi taser là? Si compra internet. Col taser. Elena da Gardigiano, vai Elena. Pronto Mirella, ascolta, mi piacerebbe anche a volte dire tutte le belle robe che succede. Una settimana fa dovevo partire come genere, ho perso da qui in cimitero. A mezzogiorno si accorgemo, andiamo dai carabinieri e gli ho detto pronto qua da qui, che uno che era in cimitero doveva anche portare con sé ai carabinieri. Sta roba qua mi mega emozionata a morire, è vero o no? Certe robe, bisogna dirle dai, perché siamo paesetti che se vogliamo bene, già non tutti dallo stesso paese. No, Mirella, scusa, sa però. No, hai ragione Elena, il problema è che bisogna parlare di quello che non va bene, Elena, perché se parliamo di quello che va bene, il problema è che dobbiamo fare prevenzione su quello che non va bene. Volta mia mamma diceva, se si tira sul morale, si sente qualcosa di bello anche, vero? No, è vero, e penso che anche a me esempi positivi do quando che viene i ragazzi a scuola, i studenti, tutto, e raccolte, tutto quello che te vuole. Però purtroppo sto fenomeno di sti bulletti comincia a dar fastidio, perché uno che ne pensa e sento che ne fa, però dopo dovremo pagare noi altri, perché che ne fa atti di vandalismo incredibili. A proposito, andiamo a vedere anche questo, vandali, chiosco, Ostiglia, andiamo a vedere. E poi non si può sempre parlare di robe belle, perché c'è anche queste che bisogna prevenire, se no continua, ha avuto capirla Elena chi continua a fare questo se noi fermiamo? Andiamo a vedere. I carabinieri di Santa Giustina in Colle sono sulle tracce dei 2 giovani vandali che lunedì notte hanno danneggiato il chiosco all'interno del Parco dell'Ostiglia in via San Giorgio. I 2 sono stati ripresi mentre con un martello rompono il vetro e poi devastano la struttura gestita da un operatore che ha vinto la gara di affidamento indetta dalla provincia di Padova. Con il martello hanno distrutto il registratore rubando fondocassa e fatto ingenti danni all'intera struttura. Disperato il proprietario che ha dovuto tenere chiusa la struttura per l'intera giornata. Duro il messaggio del sindaco Moreno Giacomazzi rivolto ai 2 giovani vandali: chi colpisce e chi lavora colpisce un'intera comunità. Non minimizzeremo quanto accaduto e non accetteremo giustificazioni, ha scritto il sindaco, auspicando che il gesto vile non rimanga impunito. Allora Sindaco, come commentiamo? Cerchiamo di fermarli, lei fa parte di un partito importante, un partito che ha il governo, c'è una destra, perciò prima si dice che a sinistra è buonista, adesso però a destra che ha dato un colpo perché veramente non se ne può veramente più. Allora i sindaci non si ascoltano, il governo le leggi, però le leggi si fatte in Parlamento e se stai fatte i giudici le applica. Si lega fatte interpretazione vuol dire che qualcuno lega fatte per essere interpretate e il giudice le interpreta come che è comoda, ma noi altri cosa facciamo? Aspettiamo chi che venga qui il Salvatore dall'alto, perché ora gira quei scorti, poi non sappiamo neanche chi gira a scorta, e noi altri invece massacrai, perché vediamo anziani massacrai, chi vive ancora a casa dai orisoi, perché nessuno si sposta, se dovessimo dire anche basta, perché la politica è pagata ma per fare il bene del paese, non per fare i propri interessi, è super pagati e ognuno deve avere le sue responsabilità, se no non ne veniamo fuori. I poliziotti non devono stare più tutte le forze dell'ordine dentro gli uffici, devono andare in giro per le strade e dentro gli uffici mettiamo diversamente agili, che ne siano anche tanti che sono bravi anche a lavorare, che non sia tutti che non siano in grado di lavorare. Negli uffici mettiamo le persone che non possono lavorare fuori e fuori mettiamo le forze dell'ordine, perché guarda che non se ne può più e aumenta sempre di più come numero, perché c'è l'emulazione. Se dopo vi faccio vedere quello che fa dentro in prigione, qui che ha coppa Favaretto, chi si vanta, cioè ora a sto punto cosa facciamo? Non potremo fare niente, no, non stiamo mica.
perché paghiamo a politica per fare questo anche. La sicurezza è il primo punto, il primo punto, i soldi del PNRR invece di essere girai per fare qualcos'altro, perché era stati destinati al terzo settore e i legati deviati, dove deviarli per le robe che interessa il paese, no deviarli su quello che non interessa. Adesso dovremmo anche restituirli perché non riusciamo neanche a presentare i progetti con tutti i problemi che abbiamo di fragilità in tutti i sensi del paese. Prego Sindaco. Sì, però mi sembra un po' fazioso incolpare questo governo che quello che si è mosso, il governo, è quello che si è mosso, è quello che si è, no, mi hai detto che faccio parte di un partito, dico, io credo che abbia fatto più questo governo in 4 anni in ordine alla sicurezza rispetto agli ultimi 30 anni. Di fatto entravano in campo con una Cartabia appena approvata, e ricordiamoci che la legge Cartabia è quella che dicevo prima, che prevede che tu possa arrestare un ladro solo se lo cogli a rubare. Capite bene che è una cosa impossibile, ma proprio impossibile. Sono state allargate le maglie in maniera incredibile e a fronte di questo sono stati fatti una serie di decreti di sicurezza che magari mirano anche alla tutela della forza dell'ordine, che fino a 2 giorni fa, se reagiva o se nell'espletamento dei propri compiti uccideva o feriva qualcuno, veniva anche indagato e dopo lo lasciava là, perché nessuno lo tutelava. Quindi sono stati fatti oggettivamente dei passi avanti. Poi dopo, viva Dio, si va a votare e si vota contrario a quelli, si paga. Se una legge è sbagliata, Sindaco, va cambiata. Se una legge è sbagliata, allora poi dopo te dice abbiamo fatto un referendum e non è stato bene anche quello. Mica cosa voglio dire di più. No, vabbè ragazzi, perché adesso anche guardate che perché anche questa cosa qua, se la sinistra ce l'ha raccontata come ha voluto il discorso del referendum, alla fine l'ha raccontata molto meglio di noi, questo è poco ma sicuro, e viva Dio, è andata come è andata. Però ragazzi, non diciamo che era una cosa che tanto era solamente la separazione delle carriere, non è proprio così, non è proprio così. Abbiamo scelto di seguire una strada, e vai a vedere a che latitudine hanno scelto di fare che hanno preso questa decisione, perché anche là e vardarie e latitudini, perché che dicano che l'Italia è tutta uguale non è vero, ahimè. Abbiamo delle cilindrate differenti. Il PNRR, parlavi giustamente te, chi è che l'ha iniziato il PNRR? Non di certo il governo Meloni. Sai cosa hanno fatto? La prima cosa che hanno deciso con i fondi del PNRR qual è stata? Che il 40% dei fondi andava al sud. Quindi SKEI e il 40% direttamente al sud. Vuol dire che sei più bravi dei nostri, vuol dire che sei più bravi dei nostri, porta a casa i nostri, non porta a casa un figo secco o poco. Dell'altro 60%, non è che dici l'altro 60% centro e nord, no, tutti. Quindi tutti in mezzo. Non si fa quei parlamentari che avevamo a Roma, no? Ma ti dico, l'hanno deciso lì, il governo non era questo. Lorenza da Mestre, vai Lorenza! Buongiorno Mirella, io volevo collegarmi al discorso che hai fatto tu per quanto riguarda questi ragazzi che delinquono. Io penso che vengono in Italia perché sanno che qui chiaramente li segnalano e poi escono. Un'altra cosa importante che noi cittadini ogni tanto ci troviamo, parliamo del più del meno, l'esercito che cosa sta a fare dentro le caserme? Perché non possono fare le ronde all'esterno? A prescindere che la polizia, la forza della polizia, dei carabinieri sono sotto organico, questo è quello che ci raccontano, però in effetti non è che si vedono. Io poi sto su una zona calda perché una volta si stava bene, era un'isola felice, adesso non si può più vivere. Io ti dico un esempio che mi è successo lunedì quando sono uscita a portare la monnezza. Porto la monnezza, al ritorno vedo un gruppo di 4 ragazzi, erano pakistani e tunisini. Signora vuole i calzini, signora? E ho fatto un sorriso, meno male che c'è una donna italiana che fa un sorriso. E mi avevano circondato per chiaramente darmi cose che io chiaramente non ho bisogno. E con gentilezza, con tutta calma, ero tremante perché loro erano in 4, perché vedevo che uno mi guardava in una certa maniera. Piano piano ho dovuto deviare la via per non far vedere dove abito, perché sto su una palazzina che siamo in 4 donne da sole, vive da sole, chi vede come me eccetera, ok? Per cui Mirella,
non si può più uscire, l'esercito deve fare la ronda. Che cosa stanno a fare? Lo diciamo tutte le mattine che da mettere gli eserciti, quei caserme, solo su una che ne c'è 150, 4 viso, solo su una, cioè mettevo che cosa c'è da fare, mica mi ha da sparare, mica solo da controllare il territorio, come che funziona. Non penso che sia un problema grave, visto che c'è anche a pagai. Cioè mettemmo a girare, una volta ne girava con i camionetti, diceva che andava a vedere se c'erano i soldati in giro, però girava con nessuno. Adesso militarizziamo il paese, beh, se il cittadino lo vuole facciamo questo. Sindaco. Sì, no, ma io su questa cosa qua sono d'accordo. Mettiamo in pratica. Però vedi, quello che hai detto tu è vero, Capotega, quello che sei d'accordo. E che altro che ti dice, no, ma io non posso andare fuori da casa e mi trovo l'esercito, mi viene angoscia. Allora, dice, come i reintattori, scusatemi l'esempio banale, c'ho i core davanti a casa mia, i core come i danai, mi metti tu un rallentatore, sindaco, madonna, te lo metto subito, volentieri, metti il rallentatore, dopo una settimana. Mi cavi tu rallentatore perché non dormo mia di notte, perché sento tutto. No, ma davvero, guardate, sembra una barzelletta, ma è così. Però bisogna fare qualcosa. Guarda, sull'esercito mi trovo. Allora, io volevo. Perché le leggi ci sono. Allora, se tu sei alla guida, non in stato di ebbrezza, non sto parlando quando tu superi il limite, sei punibile. Devi fare i corsi, devi andare. Al CERT. Se tu invece minacci il poliziotto, magari gli muore al canapè, non gli fanno niente. Ma perché non è la stessa legge? Vero? Allora andiamo avanti sempre così. Le forze dell'ordine non hanno il potere, come diceva lei. Se ci scappa anche questo qua, come lo fai a fermare uno che sta scappando? Gli devi sparare o no? O ci mettiamo a dire ciao, fermati, che ti devo arrestare. Ma dove andiamo a finire? L'eccessivo è eccessivo. Poi perché che entra di notte in casa e dice scusa, ti offro anche un caffè. Sì, come il mio amico che hanno messo il biglietto, copri tua moglie perché è un bel sedere. E l'altro era che gli hanno messo lo spray in camera e loro si sono addormentati e hanno messo anche il biglietto e hanno fatto anche bene. E dopo ci lamentiamo, ma abbiamo il naturalista, l'animalista, il liberista, il salutista. Sì, ma non dobbiamo sempre dare la colpa a qualcheduno, cerchiamo di risolvere il problema. Sì, ma mi risolve. Cambiando, applicando le leggi che abbiamo, o cambiarle, perché se non funziona vuol dire che qualcosa non va bene. Mirella, no? 3 settimane fa sono venuti a rubarmi in azienda, hanno distrutto un trattore, se ne sono portati via i pezzi. Ho fatto la denuncia, ho detto mi installo la telecamera. Sì, tu ti installi la telecamera, porti il video a noi, però non puoi fare niente. Cosa facciamo una volta che li abbiamo identificati? Beh, intanto identifichiamo. Ho capito. Cominciamo anche intanto a identificare chi questi personaggi. E quelli che sei venuti a rubare in azienda non sono extracomunitari, non vanno a sporcarsi le mani a mollare bulloni. Quelli sono italiani, miei amici, vicini di casa o del paese vicino, dove sono venuti, sono entrati, mi hanno rubato anche le chiavi per smollare i bulloni. O se no, io avevo anche la soluzione, fare dei buchi attorno all'orto, andare a prenderci dei sacchi di calce, quella calceviva, quella bianca, e bisogna fare da soli, insomma. Comunque qualcosa deve succedere, perché così veramente non si può assolutamente, è una cosa incredibile quella che io assisto, poi la paura automaticamente. Ma adesso la paura ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io la paura, alla sera non vado fuori se sento rumore, cosa vado a fare? A prendermi una paga sulla testa? O ti tira una corteata, perché adesso è di moda, e sti giornalisti continua 27 corteate, 47 corteate, insomma diminuire corteate che fa male, Maria Vergine. No, ma che tendiamo a quei che arriva qui infradito e non che tendiamo a quei che arriva qui Kalashnikov e dopo un'ora in casa. Sì. Perfetto. Sindaco, come ci saluta, con quale messaggio? Cosa le fa più piacere, no paura, più piacere, Sindaco, con questa elezione, la cosa che vorrà fare, terminare, la cosa bella, visto che qualcuno dice parliamo di cose belle, dai Sindaco, la cosa bella che vuole terminare, che aveva iniziato?
Ma no, ce ne sono tante cose belle iniziate che devono essere terminate, non voglio dare, ma sicuramente il velodromo, la rotonda di Visnadello, Villassina, ci sono tante cose. Villassina, cosa è il progetto? Ma noi vorremmo fare una stazione, la stazione nuova dei Carabinieri. Perché ci permetterebbe di dare gli alloggi, ci permetterebbe di aumentare il numero di carabinieri sul territorio, bisogna parlare di sicurezza, e soprattutto permetterebbe al carabiniere che vive in loco di vivere il paese anche quando non ha la divisa. E guardate che è altrettanto importante un carabiniere che va a far colazione nel bar del paese da privato cittadino, è importante tanto quanto lo si, anzi forse ancora più, per cui questa è l'idea. Però la cosa più bella, ecco, che mi piacerebbe fare, al netto di far pagare i ragazzi che hanno fatto e pagheranno, è quella di continuare a sovvenzionare la scuola dell'infanzia. Ecco, l'impegno è di andare avanti ancora dal 2018 che lo facciamo, e credo che sia un servizio molto importante per tutte le famiglie di Spresiano. Grazie Sindaco di Spresiano Marco Della Pietra di essere stato con noi. Per il Sinotto rimane, vi dobbiamo parlare del maltempo, se no non parla niente del maltempo. Grazie ancora, pubblicità. Probabilmente controllato gli spostamenti dei proprietari, attendendo che uscissero di casa per entrare in azione. L'incubo furti stavolta si è materializzato a Merlengo di Ponzano, in via Ciardi. Il copione sempre lo stesso: i malviventi forzano una finestra ed entrano in abitazione mettendo tutto a soqquadro. Ma rispetto ad altri colpi c'è un particolare che inquieta. Nel bottino sono finite delle chiavette USB che contenevano video e foto di famiglia, anche dei bambini. Aspetto questo che preoccupa particolarmente i proprietari, che hanno prontamente denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Per chi abita in questa casa si tratta del secondo furto subito in poco tempo. Il sindaco Antonello Baseggio parla di bande specializzate in azione. Questo è dovuto sicuramente per negligenza un po' dello Stato italiano, che non riesce a garantire la sicurezza, sia per mancanza di risorse adeguate, di personale, quindi delle forze dell'ordine, ma anche di questo apparato burocratico presente nel nostro paese. La videosorveglianza, per quanto sia impegnata in maniera importante nel nostro territorio, rappresenta comunque un qualcosa per la quale poi è difficile la condivisione con le altre forze dell'ordine, chiaramente per la privacy. Bisogna investire di più come Stato, dice ancora Baseggio, che poi richiama l'attenzione sulla necessità della certezza della pena. Ne abbiamo la certezza e anche l'insoddisfazione delle forze dell'ordine, che ci raccontano che i malavitosi che si riesce magari con difficoltà anche a catturare passano poche ore in carcere, probabilmente poche ore semplicemente nella stazione di carabinieri o di commissariati della polizia, mentre si compila la denuncia o il reato. Abbiamo sentito il sindaco Antonello Baseggio, che saluto, che è qui, sindaco di Ponzano Veneto. Grazie sindaco. Ecco, prima di sentire il sindaco, se no cade la linea, abbiamo Franco da Feltre. Ciao Franco. Ecco, è caduta la linea. Prego sindaco, allora cos'è quello che la preoccupa di più? La sicurezza, il sociale, la fragilità del territorio? No, perché non mi sapeva mancare niente, che avevamo tutto. Diciamo che tutti questi elementi hanno una cosa in comune: la burocrazia che non aiuta da nessuna parte. Nell'ambiente, qualsiasi intervento, recentemente anche a Ponzano, per aver sistemato un percorso ciclopedonale di marciapiedi, abbiamo dovuto abbattere 3 alberi perché erano un marciapiede che non garantiva più il superamento delle barriere architettoniche, che per norma ricordo che deve essere almeno 1,50 m e a volte si può scendere a 90. Dico, su un marciapiede a 80 cm c'è anche un albero piantato in mezzo, perché negli anni 80 si faceva di tutto. Il Comune ha provveduto prima a piantare degli alberi da un'altra parte per chiaramente coprire il danno che ci rendevamo conto di fare, poi a piantarli, e chiaramente la burocrazia, le persone che sanno sempre più degli altri eccetera, ha reso tutto più complicato, e quindi già è difficile fare degli interventi. Se poi diventa anche complicato dal punto di vista burocratico, e soprattutto per i leoni da tastiera che non mancano,
è difficile. Sulla sicurezza non è cambiato niente, perché basta guardare quello che accade anche con queste bande di ragazzi da Treviso a Jesolo, a quello che è successo a Spresiano recentemente, che insomma ho visto il sindaco della Pietra. A Belluno, tanto, e i ragazzi sanno benissimo che non gli possiamo fare niente e anche godono di questo, fanno i filmati e deridono le persone, i genitori sono i primi a negare ciò che hanno fatto i propri figli, la legge non aiuta nessuno, cioè i martiri qui sono le forze dell'ordine che intervengono rischiando la vita o rischiando anche che magari per un atto di nervosismo qualcuno possa anche agire in maniera forte, e poi sono i primi a rimetterci perché gli indagati sono sempre le forze dell'ordine e mai i delinquenti, quindi io credo che questo paese, se non cambia qualcosa, è destinato al declino. Ma i governi sono fatti eletti per fare questo, per cambiare e fare il bene del paese, perché mi sembra che ormai 70 governi, il prossimo anno siamo ancora alle elezioni un'altra volta, però se le leggi non funzionano bisogna anche cambiarle o bisogna applicarle nella maniera giusta e senza interpretazione. Per il Sinotto, ecco, questa fragilità del territorio, gli alberi che cadono, ecco, questi allevamenti intensivi, monoculture, cioè, ma abbiamo bisogno, siamo diminuiti, buttiamo via tanto di quel cibo che fa spavento, perché è la verità, sì. E poi ci ritroviamo in queste condizioni. E dopo abbiamo che non siamo in grado di difenderci, basta vedere dal primo temporale che ho subito io l'11 di maggio, la grandinata che ci ha portato via l'80%, i fatti di questi giorni, un po' alla volta siamo penalizzati un po' tutti, non è che uno sia su un'area felice e l'altro. E qua tutti parlano di assicurazioni, di fondi mutualistici, nessuno che parla di fare qualcosa contro queste manifestazioni temporalesche. Io mi ricordo, mio papà è stato uno dei primi che lanciavano le bombe con i cannoni, certo, per frantumare la tempesta. Per frantumare la tempesta. Dopodiché, finito lui, era il consorzio di bonifica che seguiva questa lotta al tempo. Dopodiché sono stati tolti, però so che nella zona di Val di Non, dove ci sono le mele, ci devono essere ancora dei cannoni che sparano. In Trentino là. Sì, ho capito, Sì, un altro paese. È un'altra roba, là, non sta a far confusione perché è un'altra storia. Un'altra storia. Allora, dico, investiamo di più anche nella ricerca, tutti questi ricercatori, ne abbiamo tanti bravi, non lo so, dico io me ne intendo del mio lavoro, non me ne intendo del lavoro, però un qualcosa è possibile fare. Mandano via un drone dalla Russia, va a bombardare in Cina, vuoi vedere che non siamo in grado di... Adesso ti programmano i temporali minuto per minuto, vuoi vedere che non riusciamo... Facciamo prevenzione prima? Per me sì, provare di fare la prevenzione. Sindaco, come commenta le parole di Adriano? Sinceramente è un argomento che non conosco, ma probabilmente i cannoni che agivano ad ultrasuoni, immagino, perché poi il suono andava a frantumare, avrà generato probabilmente delle lamentele da parte di qualcuno che è abituato a lamentarsi. Facevano suonare anche le campane, signor Sindaco, una volta. Mi ricordo, ma allora sarebbe bello essere come il Trentino Alto Adige, anzi come la provincia autonoma di Trento e Bolzano, dove hanno pieno potere anche legislativo, dove le regole a volte sono anche diverse da quelle che applichiamo noi, o applicano quello in cui da noi è vietato farlo, e riescono probabilmente a portare a casa risultati maggiori. Quindi bisognerebbe, non dico essere autonomi, ma avere la possibilità di agire come si faceva una volta, perché a volte le cose più semplici sono quelle più economiche e più adeguate. Giustamente con i droni si va dappertutto, credo che ci si impieghi un attimo arrivare a un certo livello del nostro spazio e agire per frantumare ciò che poi crea danni, perché poi l'assicurazione costano, gli interventi economici dello Stato e della Regione costano, i comuni fanno quello che possono. Ci rimettiamo tutti, paghiamo 10 volte la stessa cosa quando agendo prima costerebbe niente, ma forse qualcuno ci rimette. E poi il cambiamento del clima, questo clima specialmente qui da noi che fa fatica a maturare la verdura, la frutta. Io avevo il presidente della CIA, ho detto io la frutta la pago, mi piacerebbe che fosse anche buona, perché non mi interessa bella, ma buona sì. Invece abbiamo le ciliegie grosse così, e ho mangiato l'altro giorno, che non sanno da niente.
maise aspre perché non si sono maturate. Allora la pianta ha dato il proprio frutto, ma il sole manca. Però io vado a prenderla, la pago, cassettina, 10 euro. Adesso è tutta la verdura e la frutta. Allora cosa facciamo? Bisogna raccoglierla prima, bisogna raccoglierne tanta, cruda. Cioè la popolazione diminuisce e noi aumentiamo sempre di più l'agricoltura, di qualsiasi cosa, allevamenti intensivi, monocultura. Fra poco mangeremo vite, foglie di vite e ferri, perché li si vende dappertutto. Involtini. Involtini di vite, Sì, molto buoni. Allora se fa l'involtino dentro si mette il chicco d'uva e si mangia al forno. Però cosa posso dirle? Quest'anno abbiamo iniziato con il piede sbagliato, abbiamo avuto il ciclone Trump che ci ha fatto schizzare i prezzi fuori portata, perché il gasolio da 0,80 all'agricolo siamo a 1,60, i concimi hanno quasi tutti raddoppiati, dopo tutta la filiera che si trascina, che corre tutto su gomma, tutto è aumentato proporzionalmente. Il clima che non ci aiuta per niente, perché passiamo da 15 giorni caldo anomalo, loro lo chiamano, adesso abbiamo una piovosità, non è anomala, però è un po' troppa. E continuiamo a girare col puloverino un'altra volta. Sbalzi di temperatura che la coltura io vedo la coltura danneggiata dalla grandine, l'unica che recupererò qualcosa è la barbabietola, però la barbabietola sono rimasto quasi da solo. Siamo in pochi, siamo soci di una cooperativa che lo zuccherificio di Pontelongo quest'anno rimane chiuso, dobbiamo mandare le poche di bietole a Bologna con ulteriore costo di gasolio. Allora, non chiediamoci il perché, ma chiediamoci per cosa ancora i coltivatori, gli agricoltori fanno gli agricoltori. Noi non abbiamo la certezza del prezzo, noi non sappiamo cosa andiamo a prendere di frumento e quest'anno non è una campagna di frumento, se va avanti ancora questo tempo qua, proteine non ne facciamo. Però quando mi sento dire il mercato è pieno di frumento ucraino, e l'Ucraina è in guerra e ancora invade il nostro mercato, o che ci prendono in giro e ci prendono anche i soldi per comprarsi le armi, o qualcosa qua non funziona. Qualcosa che non sappiamo. Qua noi abbiamo delle regole, se lei vuole, signora Mirella, io le faccio vedere quanti controlli, registri, quaderni di campagna, ogni singolo prodotto che compro devo giustificare la dose esatta, non superare il quantitativo, altrimenti faccio morire le balene, distruggo il mare. A volte evito di fare il trattamento, lo evito, perdo cosa? 300 euro, 500 euro, evito di farmi quel passaggio, perché quel passaggio, se dopo non trovo la confezione che è sufficiente alla mia superficie, ma che me ne resta un po', devo fare magazzino. E il magazzino deve essere in sicurezza e loro vengono a controllarti. Io ho le caraffe da 500, da 1000, da 2000 e misuro così. Loro vengono con la bilancia, quella dell'orafo. Per dare la sanzione corretta? Sì, e dopo partono che ti fanno, che mia moglie va in fastidio, qua facciamo 100.000 euro di multa. 100.000 euro di multa. Perché non avevo 100 grammi di prodotto, avrò sbagliato 3 dosi, avrò aumentato di un qualcosa e trovo tolleranza zero. Io sono un funzionario pubblico, io applico la legge e io la faccio chiudere. Io sono un libero cittadino, vivo qua in Italia, penso di essere, io chiudo. Me ne sto a casa, mi prendo il giornale e guardo cosa siete in grado di fare. Qua tutta agricoltura biologica, non vedo nessuno con la zappa, sono rimasto solo.
questo è tutto il sole che ho preso alle Maldive. Questo è il sole che bisogna che lo prendo dal 1° di gennaio fino al 31 di dicembre se vuoi avere un certo risultato. E dopodiché, quando ti vedono girare per il campo con la botte da diserbo, come che fossi con il carro armato. A volte mi sposto anche perché non prendo la macchina per andare per i campi, prendo un trattore, se il trattore ha la botte attaccata, ma non sto facendo un trattamento, mi sono solamente spostato per andare là a guardare anche la cultura. Vengano subito a vedere perché cosa stai facendo. Per il Sinotto il problema è che hanno fatto un caglierone dove dentro hanno messo tutto, il buono, il brutto e il cattivo. La gente non è informata perché se lei non parla a casa non sanno queste cose, i sindaci sono presi con le bombe perché non hanno voce, non vengono ascoltati e se i problemi loro li conoscono, sanno di cosa avrebbero bisogno, sanno dove potrebbero investire, chi fa parte del loro territorio, zero assoluto. Il sindaco prima che avevo, il sindaco Baseggio della Pietra, ha detto ma questo governo ha fatto, avrà anche fatto, ma io vedo il cittadino impaurito, senza soldi. Io ieri avevo il banco solidale aperto, perciò tocco con mano tutte le settimane e tutti i martedì e mercoledì cosa vuol dire? Sono famiglie per bene che lavorano ma non ce la fanno con lo stipendio, sono persone sole, specialmente gli anziani, diversamente giovani. I servizi sociali cosa ne avete? 1, 2, chi ne ha 3? Abbiamo 3, siamo fortunati. Sono fortunati, ecco, capite? Sono fortunati. Io stamattina prima di aprire la trasmissione ho dovuto chiamare i servizi sociali di Treviso per 2 casi perché avevo paura. Volevo fare la segnalazione, per fortuna hanno risposto, mi hanno anche ringraziato, ma devo essere io il sindaco che faccio le segnalazioni? Cioè, cosa devo fare? È capitato a me di farne una oggi perché poi alla fine in ogni comune gli assistenti sociali sono gli assistenti sociali più il sindaco che fa tante cose, compreso questo, perché poi è un contatto diretto col territorio, ma perché torniamo al fatto che qualsiasi persona che magari viene portata anche in ospedale perché magari è sola, eccetera, non c'è nemmeno il sistema sanitario che chiama il comune per comunicare che magari una persona adesso è da loro. Ti chiamano solo quando la dimettono e qualcuno la deve andare a prendere. Quindi siamo in uno scollamento totale tra istituzioni che genera solo bravo, scollamento. Egoismo. Franco da Feltre, sindaco, se non mi cade la linea un'altra volta, vai Franco. Cara Mirella, intanto ti faccio i complimenti perché tu sei beta dalla lingua stetta. Hai capito? Tu dici quello che pensi, i due rappresentanti dicono il Vangelo di tutto quello che hanno detto finora, perché io ho fatto mezza Europa e nel paese che andavo mi dovevo comportare come mi dovevo comportare a sue leggi. Quando uscivo loro volevano che rimanessi là come mi sono comportato. Questa è la verità di quello. Cosa possiamo fare noi adesso? Sì. Bella domanda. La domanda sì. Resistere, ha detto il sindaco Baseggio, resistere. Se lo dicevo 3 volte mi temo qualcun altro, ma io che dicevo Grazie Franco, hai fatto bene a chiamare, ti ringrazio per le parole, ma sai, io non è che sono lì, sì è vero, betta lingua stetta, ma sempre che sento quello che dice persone, poi io quando vengo qui al mattino racconto quello che mi hanno detto, quello che ho sentito, che mi hanno fermato, mi hanno detto di dire, io faccio questo, faccio il lavoro che devo fare. Cioè non devo mettere una maschera e far finta che tutto va bene, no, dico le cose che non vanno, dico anche quelle che vanno bene, dico che bisognerebbe veramente investire nei giovani di più, forse si annoierebbero meno, forse li troveremo meno per strada, se è un minore va tutelato, nel senso che lui deve fare quello che voglio io, studiare, vai a scuola tutto il giorno, qui che si comporta male, no? Daspo, no? Scuola. Ma anche lavori, ma anche nell'agricoltura. Prima scuola, dopo lavori, sabato e domenica lavora e la lunedì e il venerdì scuola anche il pomeriggio. Te che sbagliate paghi studiando, imparando.
perché questo fa la cultura, ti impari. Ma se ti non abbiamo rispetti. più manodopera come elettricisti, idraulici, Esatto. falegnami, calzolai, dell'agricoltura o nel mondo dell'agricoltura, perché poi insomma i fondi, i soldi ci sono, perché ci sono fondi PNR che intervengono adesso per agevolare la costruzione di impianti fotovoltaici a terra o in impianti quelli biomassa, esatto, quelli sospesi per permettere il fotovoltaico, ma anche la lavorazione, quando invece non si sostengono gli agricoltori a produrre, perché prima o dopo probabilmente mangeremo energia elettrica rispetto agli ortaggi, al mais, ai cereali. Quindi se i soldi del PNR sono utilizzati per agevolare i soliti imprenditori e il solito mondo dei servizi e non quelli della vita che ci appartiene. Bravo, l'abbiamo detto prima. Quindi, allora, alla fine abbiamo preso i soldi e adesso dobbiamo restituirli perché non abbiamo presentato i progetti che avevamo in scuola a pezzi. Ma anche case per i diversamente giovani, perché se delle file, ma devi fare qualche bel co-housing in più. Case per le coppie. Si fa studentato, ma cosa c'è questo studentato? Per studenti di serie A, perché costa il studentato che fa adesso? Cioè, non sei che venga, grazie. Chi andrà sullo studentato? Ma quello che serve il paese, ma perché il sindaco non si fa quello che serve? Cioè, se non mi serve a Rotonda, farò qualcosa altro, perché cosa fa a Rotonda? Gli apparati burocratici cosa fanno? 20 anni fa facevamo le riunioni basta consumo del suolo agricolo, si ricorda? Certo, certo. Si è fermato il consumo del suolo agricolo. No, poi si lamentano quelle edificazioni che i comuni realizzano perché senza oneri i comuni non vivrebbero, quando in realtà il deturpamento del territorio viene dato da fondi nazionali, a volte anche regionali, che permettono l'agrivoltaico o tanti altri interventi che abitano gli agricoltori a rimanere sul divano a prendere i soldi dell'energia elettrica, un po' come reddito di cittadinanza, come tutte quelle scelte disastrose che hanno portato il nostro paese a non lavorare, a perdere la manualità, la voglia, insomma eravamo il paese di scienziati e geni nel mondo, adesso abbiamo le piazze che basta vederle. E alla fine gli agricoltori come lei, chi lo fa fare lavorare? Quando può stare comodo nel divano a prendere i soldi del pannello fotovoltaico che magari ha costruito 1 o 2 megawatt nelle sue proprietà? Sindaco, le do una chicca. Dopo andiamo a comprare il grano da un'altra parte del mondo. Sindaco, sa che siamo bravi? Ma bravissimi. Allora, abbiamo avuto il modello italiano per la sicurezza subacquea consacrato a Singapore. Il modello italiano per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, guidato dalla Marina Militare tramite il Polo Nazionale della Subacquea, ha ricevuto riconoscimento internazionale formale. Il Ministero della Difesa di Singapore ha presentato il documento guide, un patto non vincolante che promuove la cooperazione multilaterale per la difesa di cavi digitali e oleodotti sul fondale marino in un'area geopoliticamente sensibile come l'Indo-Pacifico. Abbiamo vinto il premio. Ma guarda che roba! Se no, dicomi che stamattina avevo un ammiraglio, perché c'è che sa sta roba? Non è una buona notizia. No, perché alla fine l'Italia è un paese di scienziati. E di creativi. Certo. Eccolo qua. Solo che poi enfatizziamo le cose brutte. No, ma qualcuno l'ha detto questo? Non interessa. Lo sapevate voi? Non interessa. No. È un premio importante, sì, parliamo di oleodotti, parliamo di robe italiani. Sindaco, ormai siamo in chiusura, qualcosa che vorrebbe veramente di positivo, dai, anche dopo Adriano per il Sindaco, di positivo per il futuro, il 2027, il 2026. Il positivo ormai è legato alle persone come il signore qui accanto, ma come anche dei giovani agricoltori che sono andati sfortunatamente a trovare ieri l'altro dopo la tempestata, che hanno perso tutto. Ma alla fine loro, a parte il disagio e le lacrime, dopo in confronto sono tornati nei campi perché dobbiamo resistere, dobbiamo far vedere che noi non ci arrendiamo né di fronte alla natura che si è ripresa ciò che era suo, visto che pensiamo di cambiare il mondo ma non mai ci riusciremo, e soprattutto contro la burocrazia che non aiuta. Io mi auguro in questo caso che il governo stanzi i fondi necessari perché la regione possa decretare stato di emergenza nei territori colpiti e possa arrivare qualcosa, perché immagino, ma le sarà testimone lei, che di anno in anno quando si raccolgono i dati per chiedere qualcosa, che i comuni raccolgono eccetera, in realtà poco arriva e forse niente. Posso dirle una cosa? Hanno stanziato il 20% sul gasolio, ma adesso mi è anche sfuggita. Devo fare domanda per
devo andare dall'organizzazione sindacale e per avere questo 20%, che se dopo non pago oneri sufficienti a coprire il 20% non incasso un tubo, quindi cosa faccio? Perché è tutta fuffa, tutto fumo, nel senso che vengono dati per non essere dati. Senta Sindaco, e investire ancora di più in quello che lei ha fatto molto, il Palaciconia, voi andate a Ponzano oltretutto a vedere ancora la mostra, io ci sono, facciamo vedere anche le immagini, che ringrazio il Sindaco, una mostra che dà veramente la forza a queste famiglie di resistere e di dire io ci sono, ma soprattutto investire nella cultura. Io sono convinta che sarà l'arma vincente la cultura nei giovani, farli studiare, sbagli te studi di più, sbagli 2 volte, 3 volte te studi di più, anzi te mando anche all'estero, e poi te mando via. sarebbe obbligatorio inserirli in queste associazioni che fanno attività sul territorio, perché poi devi provare con mano e vedere anche gli sguardi di questi ragazzi, di queste ragazze che sono occupare sono la normalità, perché bisogna pensare che non siamo tutti uguali, e siamo tutti fragili, ognuno ha la sua fragilità e non possiamo fare una mostra, come era stato detto, chiusa in una stanza. Esatto. Quella mostra è ancora attiva, poi culturalmente c'è sempre qualcuno che non ci arriva. Ha avuto qualche eco? Guardi, è passata una signora stamattina dicendo ma sa Sindaco che bisognerebbe anche pulire, guardi se c'è una scopa puliamo, perché davanti alla mostra si raccolgono delle foglie, ci sono gli alberi in vicinanza, quindi anche il fatto di ritenere una cosa importante e di dare il giusto decoro, che è il giusto rispetto alle persone, quindi certo è un seme. Bella sta roba, è una bel goccia segnale che la popolazione partecipa, esatto. Ecco, la persona partecipa. Si è seminato, che bello, visto che siamo anche con gli agricoltori. Poi si spera che non passi la tempesta. Speriamo bene. Un'altra cosa invece, quello che invece le fa paura, Sindaco, cos'è che teme di più da questo prossimo chiusura del 2026? Perché non è che siamo messi troppo bene a detta dell'ammiraglio che di geopolitica se ne intende. Sì, è preoccupante perché all'orizzonte ci sarà un altro conflitto, perché la Cina andrà a riprendersi quella città autonoma che è Taiwan, se non sbaglio, il quale contratto di autonomia sta per scadere. E la Russia e l'America hanno già detto, hanno fatto capire, ognuno ha la sua guerra e gli altri non devono andare a rompergli le scatole. Quindi l'America continuerà con le sue battaglie per economia del petrolio, la Russia si porterà a casa quello che riterrà suo e dall'altra parte a breve in Cina scatterà qualcos'altro. E i poteri forti si sono già divisi le autonomie delle guerre, quindi sarà ancora peggio. Quindi, oltretutto perché adesso arriva tutta dalla Cina, mancheranno loro che andranno a accendere. Cosa facciamo? L'Europa secondo lei cosa dovrebbe fare, Sindaco? Rifondarsi questa Europa. Questa Europa è inutile, è l'ente che aggiunge burocrazia ai paesi che già ce l'hanno. Pensa probabilmente con la testa nordica che magari è un mondo più corretto dal punto di vista naturalistico, ma è un'altra cosa, cioè non possiamo paragonare paesi del nord che hanno gli abitanti come la regione Veneto e con una storia diversa e anche con un meteo diverso, cioè siamo troppo diversi. Aveva senso la comunità economica europea quando è nata, con un mercato unico e probabilmente anche una moneta unica, ma tutto il resto è un bagaglio di burocrazia che viene versato. Tutto il resto è noia. Io ringrazio Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, di essere stato con noi. Grazie anche a Adriano Perissinotto, agricoltore. Avete sentito anche lui, ha fatto delle riflessioni a voce alta che qualcuno dovrebbe interpretare nella maniera giusta. Se posso aggiungere, prego, velocissimo. Spero che i giovani, che sono il nostro futuro, i giovani non sono tutti quelli che abbiamo visto, sono il nostro futuro. Quindi bisogna puntare di più sui giovani, tenerli occupati, tenerli in calda. Grazie. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, siamo con Michela Stocco, che voi avete già visto, è una mamma che ha bisogno del nostro aiuto, ce la sta mettendo tutta, ma non ce la fa. Non è arrivato nessun aiuto economico e si sta muovendo per fortuna da ieri qualcosa a livello sanitario, perciò qualcosa si è mosso e io
penso che bisogna, oltre a questo, aiutarla economicamente, perché Michela non ce la fa. Ha 3 ragazze, 3 minori, e adesso vi spieghiamo, per chi non conosce Michela, chi è Michela. Prego Michela. Allora, Michela Stocco, 3 ragazze, 3 minori, quanti anni? Allora, 17 e mezzo, 14 e 5 anni. E 5 anni. Il problema grande è la bambina di 5 anni. Sì. Da cosa è affetta questa bambina? Allora, è affetta da encefalite erpetica causata da un virus. L'ha avuta da neonata e poi era guarita, è andato tutto bene e nel 2016 è ritornata e è tornato il virus, però purtroppo questa volta ha danneggiato la parte destra del cervello della bambina. Ed è un dramma perché questa bambina sta lottando, tu ti senti molto sola e abbandonata, non riesci a capire cosa fare. Mi hai chiamato anche l'altro giorno dicendo: Mirella, aiutami, non so più chi chiamare, cosa fare, perché non riesco a capire come aiutare la mia bambina. I medici non si spiegano bene e io non so più cosa fare. Cos'è questa malattia e cosa comporta, Michela? Allora, questa malattia è una malattia rara e non la conosco bene, è molto rara, però ci sono altri bambini che l'hanno avuta. È difficile da trovare una cura e adesso stiamo cercando di vedere anche con la bambina come fare per avere purtroppo devono assumergli dei farmaci, però non tutti vanno bene questi farmaci, quindi bisogna trovargli quello giusto anche per lei. E questa malattia comporta il fatto che lei ha problemi di comportamento e ha 5 anni, però sembra una bambina di 2 anni, ha dei comportamenti da bimba piccolina. E non c'entra l'intelligenza perché è molto molto intelligente e ha altri problemi. E quindi adesso io li sto dietro. Cioè tu devi seguirla 24 ore su 24, questo è il problema di questa bambina, non puoi lasciarla da sola perché può farsi anche male. Esatto, può farsi male e si fa anche male perché a volte manca anche di equilibrio quando la testa non sta bene. Ovviamente se la testa non controlla il corpo va per conto suo. Come mai non ti arriva questa accompagnatoria in un caso così estremo? Allora, adesso io ho fatto la richiesta per la legge 104 dell'invalidità civile, da pochi giorni ho fatto la richiesta all'INPS e quindi adesso bisogna aspettare. Perché prima non avevi fatto questa richiesta, Michela? Non sapevo perché non ero cosciente di queste cose, me le hanno dette alcuni medici e quindi quando ho saputo mi sono attivata subito. Capite cosa vuol dire anche la mancanza di informazioni, tanti sportelli, ma alla fine questa mamma si è ritrovata solo e soprattutto a non capire cosa poteva fare perché nessuno diceva niente. Ma i servizi sociali del tuo comune come si comportano? Cercano un po' alla volta, diciamo, di aiutarmi un po' economicamente con dei contributi e poi più di quello non è che possono fare, però io apprezzo anche il piccolo aiuto che possono darmi perché comunque posso anche avere dei bonus, delle cose per i libri delle ragazze che vanno a scuola o per i buoni mensa della bambina piccola. Allora, spiega bene quanto importante è per te il reddito di cittadinanza, perché qualcuno forse non ha capito che non ci sono solo furbetti o pochi, ci sono veramente delle persone, delle famiglie, delle mamme come te, che questo reddito di cittadinanza diventa indispensabile. Cosa vuoi dire, Michela? Vuol dire tanto perché quando sei in difficoltà così e hai bollette da una parte, c'hai le spese da un'altra e tante altre cose che si accumulano, quando vedi un spiraglio di luce dici finalmente
riesco a slegarmi da queste spese che per me è un peso ogni volta sulle spalle, è come uno zainetto pieno di pesi. Quando riesci a togliere questo dico grazie a chi devo ringraziare, anche il Signore, perché mi aiuta sempre, e finalmente respiro un pochino. Quanto faticoso è per una donna come te, separata, con questi problemi, soprattutto con questa gravità di questa bambina, comunque riuscire a dare speranza anche alle altre ragazze, perché devono crescere serene, devono avere il necessario ma quello giusto. Secondo te cosa vorresti chiedere, Michela? Agli umani più di tanto niente, posso solo chiedere a Dio, che è quello che mi sta aiutando in questo momento, che Lui so che mi ascolta, e che le mie figlie stiano bene, soprattutto in salute, e quando stanno bene loro la mamma sta bene. E allora, perché tu stia meglio e finalmente hai avuto il coraggio veramente di venire al Banco Solidale, di chiedere aiuto, non è cosa da poco, però hai capito che era un aiuto importante, noi ti diamo l'assegno, che adesso prendo. Questo è l'assegno, Michela, della grande famiglia di Rete Veneta, che vuole starti vicino, che noi abbiamo sempre detto, quando siete agli estremi, che proprio non ce la fate, chiamateci quello che possiamo, ma io penso che sia molto importante questo aiuto. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Vi ringrazio tutti, anche questa volta, passerò una bella Pasqua. Grazie a tutti. Ecco, e allora facciamo anche un saluto al piccolo Joe. Cosa dici? Perché tu l'hai vista, è una cosa da non credere. Cosa vuoi dire al piccolo Joe e alla sua mamma? Ciao Joe, ti saluto, ti do un bacione grande e ti sto vicino. E a mamma Erika cosa vuoi dire? A mamma Erika, coraggio e forza. Ti sei commossa? Sì. Cara. E noi allora vi diciamo grazie veramente a questa meravigliosa grande famiglia, e anche questa settimana abbiamo aiutato una mamma in forte difficoltà. Forse è proprio l'ora delle donne, di riscattare queste donne che non hanno nessuna colpa, solo di essere un po' sfortunate. Ciao.